Sono le 7:30, assessore, stiamo vedendo, diciamo così, il primo giorno di scuola, come sta procedendo? Sta procedendo tutto bene, finora non ci sono stati problemi, gli studenti sono incanalati nei percorsi che RFI ha realizzato, anche grazie alla nostra collaborazione. Abbiamo la polizia locale che sta vigilando, sta monitorando, mi pare che ci sia un traffico ordinato e quindi finora nessun problema. È iniziato così l'anno scolastico a Treviso. Nonostante una leggera pioggia che ha contribuito all'aumento del traffico, tutta la macchina del trasporto pubblico non ha avuto intoppi dalla stazione dei treni fino ai vari istituti. Non ci sono stati studenti a terra e corse in ritardo né per Treviso né per il resto della provincia. Gli studenti dovrebbero essere circa 30.000, i mezzi sono circa 500. 500 sono anche le persone nostre che sono al di fuori, di cui 430 autisti e altro personale amministrativo di controllo. Abbiamo 2 treni a disposizione, uno alle 7.44 che va agli istituti di Lancianigo e poi uno alle 7.52. Con questi 2 treni portiamo circa 1.200 studenti agli istituti di Lancianigo. Non solo controlli da parte del personale MOM. Abbiamo oltre ai controllori, abbiamo anche del personale amministrativo che hanno la funzione non semplicemente solo di controllo ma anche di incarrozzamento ed aiutare soprattutto magari coloro che arrivano al primo anno qui a Treviso per andare a scuola. Ad esempio, un esempio, questa mattina cosa è successo? Guarda, c'era proprio poco fa una ragazzina di prima che doveva prendere la navetta di Via l'Europa, non sapeva, non aveva letto l'indicazione, abbiamo un attimo accompagnata ed è salita ed è partita per andare a scuola regolarmente. Forte anche la presenza della polizia locale per la gestione del traffico e non solo. Quanto personale in movimento questa mattina? Ma questa mattina in questa zona abbiamo 10 operatori. E il resto della città, perché poi ci sono anche i quartieri? Certo, e per il resto della città abbiamo circa altre 20 persone che stanno tenendo monitorato le varie situazioni. Ecco, non solo traffico, perché voi avete anche il vostro cane antidroga in collaborazione, anche abbiamo visto con la finanza e non solo. Sì, è corretto, in questo momento è in corso un'operazione di ordine pubblico coordinata dal signor Questore, quindi la nostra è solo un'aliquota di questa operazione. A quanto pare qualcuno lo avete già, come dire, tirato nella rete. Stiamo facendo le nostre attività. In effetti un giovane è stato fermato da 3 agenti per controlli lungo via Roma, mentre l'altro cane antidroga della Guardia di Finanza si spostava verso la stazione delle autocorriere. Passate le 8 tutto ha ripreso il suo ciclo normale. L'impatto è positivo, tutti promossi, studenti, RFI, amministrazione, MOM, tutti quelli che hanno lavorato, polizia locale, tutti promossi. Ma non a pieni voti considerando quello che è successo al rientro. Queste immagini sono state registrate intorno alle 13:30. Conseguenza di Lungosile Mattei diventato per l'orario scolastico zona a traffico limitato, ma anche secondo un notista MOM per il parcheggio selvaggio in piazza Vittoria dei genitori in attesa dell'uscita degli istituti. Traffico paralizzato per quasi mezz'ora e un aggiustamento in più da fare considerando che domani si replica. Allora, perché ho aperto con questo servizio? Perché parleremo di ragazzi, parleremo di bambini, parleremo di quello che interessa. Avete visto quanto belli sono i nostri giovani, ma quanto belli sono. Però dobbiamo stare attenti perché sono molto fragili. Loro non si possono salvare da soli, dobbiamo aiutarli, dobbiamo far capire loro l'importanza del movimento, del mangiar sano soprattutto, e soprattutto avere rispetto del proprio corpo. Ne parleremo questa mattina col dottor Giovanni Leoni, presidente Federazione CIMO. Grazie dottor Leoni di essere qui, veramente grazie, mi fa molto piacere averla ospite. E saluto anche Chiara Bortolas, presidente Coldiretti di Belluno. Mi dispiace avervi fatto aspettare, ma capite l'importanza anche di vedere le immagini, sono cattivi, brutti, i nostri giovani non hanno voglia di far niente, mangiano malissimo, sarà mica colpa loro se mangiano malissimo, c'è qualcosa che non funziona. Mi sembra. Allora partirei proprio dal dottor Giovanni Leoni. Dottor Leoni, allora io vorrei partire con lei parlando anche di medici di famiglia, questi medici che mancano. Qualcuno doveva accorgersi prima, non è che le date di nascita non si conoscessero e non penso che siano andati in pensione tutti nel 2024 e nel 2025. Quello che preoccupa è che il medico di famiglia, col numeri che ha, con gli stipendi anche che hanno, perché bisogna anche capire la verità qual è,
non ce la fanno più. Loro non possono fare ragionieri, segretari, visitare, stare in questi ambulatori che, guardate, veramente si sono attrezzati in maniera incredibile, non tutti ma una buona parte, specialmente quelli giovani, devo dire. Però c'è qualcosa che non funziona, i numeri non tornano da nessuna parte. Abbiamo liste d'attesa in certi settori lunghissime, molte visite a pagamento per quelli che se lo possono permettere e soprattutto la malnutrizione, che poi diventa un problema perché vai dal medico, ti devi curare ed è un costo per tutta la comunità. Cosa ne pensa, dottor Leone? Cosa sta succedendo nella sanità, questa sanità così decantata, ma in Veneto cosa vi lamentate? Voi vi lamentate? Beh, a parte che la paghiamo anche, e vorrei ricordare che la sanità funzionava bene quando veramente Tina Anselmi, questa donna soprattutto, ha capito l'importanza di interloquire con le persone meritocratiche, quelle che veramente sapevano di cosa si parlava, ed erano anche i cittadini che lei incontrava. Prego, dottor Leoni. Allora, bisogna dire che nell'ambito nazionale la qualità della sanità veneta è sempre ai primissimi posti, sotto moltissimi parametri per quanto riguarda anche le liste di attesa per soprattutto le prestazioni brevi o quelle in urgenza ed emergenza. E chiaramente noi siamo abituati molto bene qui nel Veneto perché abbiamo una tradizione di numero di posti letto, di ospedali, di professionisti che ci viene dalla sanità costruita negli anni 60 e 70 che poi ha avuto l'evoluzione con una grande riduzione per quanto riguarda i posti letto e le divisioni a livello ospedaliero. Per la medicina del territorio la problematica è, come diceva prima la conduttrice, la problematica è il ricambio generazionale. In effetti i dati della pensione per tutti quanti quelli che vengono dalla pletora medica, cioè dai laureati degli anni 80, che hanno riempito tutti quanti i posti disponibili anche sulla medicina del territorio, erano noti da decenni e sono concretizzati negli ultimi anni. I giovani che finiscono il corso triennale di formazione in medicina generale o quelli che vengono presi e messi semplicemente dentro in modalità provvisoria in attesa di finire il corso, perché intanto hanno un incarico provvisorio e quindi fanno il corso di medicina e intanto hanno già la convenzione, perché molte volte capita anche così, si scontrano con una realtà che è molto burocratizzata. I giovani vengono da una selezione durissima. Ricordo che quelli che vedete adesso in azione hanno superato il test di ammissione in cui venivano selezionati 10.000 che facevano la facoltà e 70.000 domande, quindi entrava 1 su 7. Il 70% sono donne, sono ragazze, sono dottoresse che prendono in mano la professione, hanno studiato l'inglese, hanno studiato 6 anni di medicina, non si sono fatti il corso, vogliono fare i medici. Si trovano un 80% di carico burocratico. Le medicine integrate ci sono, ma sono ancora in numero inferiore a quello che è l'ottimale, cioè medici in aggregazione con un servizio di segreteria. Moltissimi medici ancora lavorano nello studio da soli e non è più al passo coi tempi. Quindi il supporto burocratico per avere la possibilità di dedicare più tempo ai pazienti, soprattutto parlo di quelli che hanno le ricette che sono ripetibili perché sono in terapia cronica, per esempio, o tutte quante le parti, le certificazioni, hanno bisogno di un supporto per poter avere più attività, perché molti, chiuso l'ambulatorio, io sono medico ospedaliero, ma queste cose me le raccontano molto bene i miei colleghi del territorio, e continuano a lavorare perché devono comunque sistemare tutti quanti i documenti e i dati che devono mandare in regione e poi devono anche sistemare tutte quante le ricette croniche che devono ripetere. In questo momento i giovani possono scegliere, hanno altre possibilità per quanto riguarda la professione e quindi provano anche alcuni a fare i medici in medicina generale, alcuni abbandonano. Invece ce n'è molto bisogno, quelli che restano e soprattutto in caso di pensionamenti di 1, 2, 3 medici più o meno in contemporanea, cosa che è successa in questi ultimi anni, non si trovano neanche il numero ottimale che potrebbe essere 1000,
ma se ne trovano anche di più, 1000, 1500, addirittura 1800 diciamo, pazienti. E magari in contemporanea devono anche fare i corsi per quanto riguarda la formazione. Si trovano quindi in una situazione di impatto molto importante per quanto riguarda la professione. Quindi la situazione ottimale sarebbero 1200 pazienti per assistito in generale, va bene, mentre tantissimi sono a 1500. Quindi sono queste le situazioni per cui molte volte uno ha problemi a avere un ricambio per la medicina del territorio. Per la medicina ospedaliera la problematica più grossa come adesso verte in particolare sul pronto soccorso, in cui c'è una carenza sia per quanto riguarda i medici che vanno a fare la specializzazione in medicina d'urgenza e pronto soccorso, con dal 30 al 70% di posti lasciati vuoti, cioè la gente non si iscrive a questa specializzazione, oppure i concorsi che vengono fatti sistematicamente da azienda zero, in cui anche lì ci sono oltre il 50 o il 60% di posti che vengono lasciati liberi, vacanti. Vengono coperti prevalentemente i posti che sono collegati all'università, perché lì ovviamente ci sono gli specializzandi che con il nuovo decreto Calabria possono cominciare secondo anno, terzo anno anche a fare un tipo di lavoro in pratica. Negli ospedali periferici, in tutti quanti gli ospedali diciamo non collegati direttamente, la situazione si sente molto pesante. L'ospedale di Jesolo, per esempio, che è in questi giorni sulla stampa per la richiesta di ritorno a una gestione ospedaliera, adesso è completamente appaltato a delle ditte diciamo esterne, a delle cooperative, è emblematico di questo tipo di situazione. E perché non le cooperative ma il medico dipendente? Perché il medico dipendente con un primario, con una graduazione delle funzioni, ha delle caratteristiche di continuità per quanto riguarda le prestazioni, di conoscenza delle situazioni del suo ospedale e del suo pronto soccorso, di conoscenza anche di quelli che sono i reparti con cui ci si deve rapportare, degli indirizzi che vengono dati dalle aziende per quanto riguarda la qualità delle prestazioni, che sono differenti da quelle che ha dopo un libero professionista che si fa il turno, prende 2 o 3 volte quello che prende il medico dipendente e poi insomma se ne va e fa un turno dall'altra parte. È una situazione nuova, quella delle cooperative, che deve essere assolutamente contenuta. Dovrebbero essere eliminate, ma bisogna capire che cosa c'è dopo al posto di quelli che vengono con le cooperative. Medici che direttamente saltano le cooperative, rispondono ai bandi delle aziende, ma il problema comunque è di avere una continuità in quello che è il servizio all'utenza. Più chiaro di così non poteva parlare il dottor Giovanni Leoni. La ringrazio, avete capito che io cerco di invitare in trasmissione persone che sono nel pezzo, che sanno i problemi che ci sono. È vero che la sanità nel Veneto è un fiore all'occhiello, non da adesso lo dico io, ma da una vita, fortunatamente anche perché abbiamo avuto delle persone lungimiranti, specialmente anche donne, devo dire la verità. E adesso ci ritroviamo però con delle situazioni un po' imbarazzanti in certi situazioni anche di malattie e di problemi. Mentre con la Chiara Bortolas, questa presidente della Coldiretti di Belluno, vorrei parlare proprio di ragazzi, di nutrizione, si aprono le scuole, le mense, ma cosa mangiano questi ragazzi? Allora io ho avuto una sindaca che aveva cercato di far capire l'importanza di mangiare sano, la frutta specialmente, la verdura, un disastro. Un disastro, e mio figlio non mangia, e mio figlio viene a casa e non ha mangiato, ma non potete dare queste cose. Ho detto Mirella, da mettersi le mani nei capelli, eppure era stata fatta con una nutrizionista, cioè non era stata fatta a caso. Allora, Presidente, ci vuole spiegare e dire cosa ne pensa lei, che siete anche nel pezzo, che sapete anche i costi che devono sostenere le famiglie nella spesa? Qualcuno ha telefonato dicendo ormai andare dal fruttivendolo è come andare in oreficeria. Ecco, cosa ci racconta e soprattutto l'importanza di mangiare sano? Chilometro zero. Prego, Presidente. Bene, buongiorno a tutti. Diciamo che noi come Coldiretti e come Coldiretti Veneto siamo nelle scuole ormai da tanti anni,
siamo entrati un po' in punta dei piedi e siamo entrati anche su richiesta di alcuni docenti, di alcuni insegnanti che ci hanno chiesto appunto di entrare nelle scuole per parlare di anche educazione alimentare. Noi non vogliamo ovviamente sostituirci ai professionisti, ai medici, ai nutrizionisti, però sicuramente possiamo dire la nostra se dobbiamo spiegare ai bambini, ai ragazzi quali sono i prodotti della terra che in questo momento sono di stagione, quali sono i prodotti che vale la pena mangiare in questo momento perché hanno tutta una serie di caratteristiche anche nutrizionali che sicuramente possono migliorare la vita di questi ragazzi. Da anni ci stiamo battendo anche come Coldiretti Veneto perché i prodotti veneti, i prodotti agricoli veneti entrino nelle mense scolastiche. E questo però incontra sempre delle difficoltà, anche se da anni anche con la Regione Veneto c'è questo dialogo per cercare di portare la frutta, la verdura, ma anche i formaggi, il latte, la carne, il pesce veneto all'interno delle mense scolastiche, perché riteniamo che il chilometro zero possa aiutarci anche in questo ambito. Se andare dal fruttivendolo è diventata una spesa come andare dall'orefice, noi ricordiamo a tutti che comunque i nostri produttori agricoli attendono i consumatori e i cittadini nelle proprie aziende agricole, ma anche in tutti i mercati che abbiamo dislocati in tutta la regione, che siano quelli coperti o che siano quelli all'aperto, dove si può fare una spesa di qualità anche riuscendo a non spendere davvero troppo. Il nostro progetto di educazione alimentare che portiamo nella scuola è un progetto che dura da tanti anni e che ha insegnato a molti bambini e molti ragazzi a mangiare in maniera più equilibrata. Entriamo e raccontiamo ai ragazzi che è importante fare una buona colazione. Ieri hanno iniziato, sono tornati sui banchi di scuola. È importante che questi ragazzi facciano una colazione sana, abbondante, che li porti a essere insomma già performanti, già attivi quando poi arrivano sul banco, perché altrimenti rischiano poi di addormentarsi oppure di non essere ancora concentrati perché hanno fame, e di portarsi anche la merenda a metà mattina, poi di fare un buon pranzo equilibrato, un'altra merenda al pomeriggio e poi una buona cena. Devono alternare ovviamente i prodotti, quindi la frutta, la verdura in grandi quantità, la pasta, il riso, la carne, il pesce, i formaggi e il latte in misura diversa e più moderata. E devo dire che in questi anni abbiamo incontrato tanti ragazzi, li incontreremo anche quest'anno perché il nostro progetto è già all'avvio anche per l'anno scolastico 2025-2026 e siamo sicuri che abbiano imparato. Molti di questi ragazzi sono diventati dei piccoli detective e sono degli aiutanti molto validi per genitori, nonni e zii quando poi vanno a fare la spesa, perché sanno distinguere quali prodotti sono italiani, quali prodotti sono veneti, hanno imparato qual è la stagionalità, in che periodo vanno mangiate le fragole e in che periodo non vanno mangiate le fragole, e credo che questo sia davvero importante e noi continueremo a batterci perché questo continui finché i ragazzi avranno la curiosità e l'interesse nei nostri confronti e ad avvicinarsi a quello che è il mondo agricolo. Noi saremo sempre presenti e sapremo sempre dire ci siamo e siamo al vostro fianco. Complimenti anche a lei, Presidente, per come ha spiegato l'importanza di essere vicini anche fisicamente e anche veramente verbalmente a questi ragazzi che non conoscono. Si può più sentire che il pollo lo trovo al supermercato, non sanno neanche cos'è, e non è vero che sono così ignoranti, stupidi, non vogliono imparare. Ieri ne ho sentito di tutti i colori, guardate, su questi ragazzi. Il problema è che lo sento dai diversamente giovani e quello che hanno passato loro. Dico, ma avete imparato qualcosa o no? No, guardate che se sono così non è colpa loro, c'è qualcuno che li ha fatti diventare così, però poi c'è un mondo molto bello di giovani per bene, di famiglie per bene anche, che naturalmente non si vedono e non si ascoltano. Dove li trovi? A scuola. Ecco, questi a mio avviso, Presidente, grazie anche al vostro aiuto, dovrebbero insegnare a quelli che non riescono a capire l'importanza di mangiare sano e del rispetto del loro corpo, ecco, di aiutarvi in questo percorso. Ecco, io penso che dovete fare una collaborazione
situazione con i ragazzi bravi, non bravi ragazzi bravi li chiamo io, perché sono loro che sanno parlarsi tra di loro, sono loro che si vedono cosa mangiano, cosa bevono, come si comportano, il rispetto che hanno del loro corpo, e queste sono le sentinelle, a mio avviso, che voi dovete intercettare per fare un percorso educativo molto importante. Questo lo dico io, Presidente, dopo vedete voi, però io penso che dobbiamo ascoltare questi ragazzi, quei ragazzi bravi che forse aiuteranno anche gli altri. Abbiamo Rinaldo in linea, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. In quanto riguarda i ragazzi di oggi, va bene, per il discorso del mangiare, noi siamo abituati a mangiare, nel senso che più di merendine, robette, noi altri cos'eremo potuti far mangiare, andiamo tutti in tavola seduti, aspettavamo il papà per mangiare, ma non sapevamo le volte perché non volevamo mangiare, che ne era poco e mangiavamo tutto, non vedevamo l'ora che avevamo un fratello che stava poco bene, che mangiavamo caffè. È un altro discorso, Mirella, i fiori bisogna lasciarli crescere, bisogna, il mangiare oggi non c'è più il mangiare una volta, il mangiare oggi non c'è neanche a mangiare. Noi altri passiamo le peperonata a Venezia e tagliavamo, la mettiamo 3-4 ore fuori dal balcone a asciugarsi e poi passiamo le peperonata. Adesso si butta dentro tutto e fa di tutto, e poi non c'è più il mangiare autoctono della volta, è il mangiare chissà da dove che viene, importiamo da 90 paesi, melanzane, pevaroni, di tutto, i moni partiti, ma da che abbiamo bisogno, di cosa? Siamo italiani, abbiamo insegnato a mangiare al mondo, va bene, è una cosa che vediamo i fiori, per questo no, stato no, mangiamo anche e bronze di San Rocco, gli altri, se leggera, fai fame, Marella, dai, oggi che c'è troppa opulenza e purtroppo i potenzi di siai. Grazie, grazie, fammi andare avanti, grazie Rinaldo anche per le riflessioni che hai fatto ai miei tempi, purtroppo i tempi sono cambiati, non si può tornare indietro, ma migliorare sì, quello sì. Andiamo a vedere bimbi obesi Marca e poi lo commentiamo con i nostri ospiti. Aumenta il numero di bambini obesi, nonostante aumenti anche la loro attività fisica, che però rimane sempre troppo poca. Ma il dito va puntato anche contro l'alimentazione, troppo ricca di grassi, sale e zuccheri. Sono i dati che emergono dall'annuale monitoraggio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, fatto su un campione di 450 alunni della terza elementare in 26 istituti scolastici della Marca. Secondo il report Occhio alla Salute, il 23% dei piccoli trevigiani è in sovrappeso e di questi l'8% è già obeso, un problema che a lungo andare peserà sempre più sul sistema sociale e sanitario, causando agli adulti non solo problemi cardiovascolari e di diabete, ma anche possibili tumori a colon, fegato e pancreas. Il problema è non fare diventare i bambini oggi normopeso degli obesi in età pediatrica. Quindi bisogna sicuramente curare l'alimentazione, le regole che sono anche quelle poi della dieta mediterranea, quindi l'abbondanza di frutta, di verdura, di legumi, di pesce, riducendo invece quelli che sono considerati cibi spazzatura e poi aumentare quella che è l'attività motoria. Oggi ancora il 30% dei bimbi non fa colazione tutte le mattine e il 74% mangia troppo a merenda. Quasi il 60% non mangia frutta e verdura a sufficienza, ma gradisce invece snack salati e dolci. Poi c'è il gender gap, i bambini fanno più attività fisica delle bimbe, e l'ereditarietà. Facile che genitori obesi crescano figli obesi. A settembre partiranno 2 progetti nelle scuole, uno per l'uso consapevole dei device elettronici che rubano tempo alle attività fisiche e fanno mangiare compulsivamente, uno invece dedicato all'alimentazione consapevole. Sappiamo che i bambini hanno più difficoltà a mangiare verdura, mi piace meno, però appunto per favorire questa alimentazione che sappiamo essere positiva per la salute, quello che viene proposto agli insegnanti sono dei laboratori sia educativi ma anche sensoriali, appunto per favorire questo venire a contatto con sapori che possono essere all'inizio non tanto gradevoli ma poi possono essere utili e poi piacere alla fine.
Allora, io ritornerei proprio dalla Presidente della Coldiretti, un'associazione importantissima che abbiamo, che sta spingendo proprio il chilometro zero. Lo troviamo anche ai supermercati, fortunatamente, dico io, perché una volta non c'era assolutamente, adesso pochino rispetto a quello che secondo me dovremmo trovare, Presidente, ma qualcosa si è mosso. E perché? Perché si sono accorti che le persone tendono ad andare, come dice lei, dalla persona, dall'agricoltore che coltiva questi prodotti e poi li vende, perché tutti abbiamo piacere di mangiare sano. Il problema è, Presidente, e vorrei che lei me lo spiegasse, che noi andiamo anche bene perché ce li abbiamo, ma quelli che vivono nelle grandi città, come fanno? Dove vanno? Giustamente prima il nostro Rinaldo ha detto: ma che prodotti mangiamo? Ma cosa arriva? Che non sempre si riesce a capire la provenienza, non è così semplice, così facile, anche Presidente me lo permetta, leggere certe etichette. No, ci vuole la lente di ingrandimento grande così. E poi ecco, precisamente le scadenze, qui lo dico, per cortesia le scadenze mettetele belle grandi, ma soprattutto capire il prodotto. Che prodotti abbiamo e cosa mangiamo, Presidente? Allora, per quanto riguarda le etichette, sono d'accordo con lei, le etichette dovrebbero essere la carta d'identità dei prodotti che poi noi andiamo a mangiare, e quindi dovrebbero essere facilmente leggibili e facilmente identificabili. Noi anche nelle scuole insegniamo ai bambini a leggere le etichette, proprio perché, diceva prima il vostro telespettatore, i bambini non sanno più quello che mangiano le merendine. Ma se noi chiediamo ad un bambino di fare una torta di mele, un bambino anche di 6-7 anni sa esattamente quali sono gli ingredienti che vanno utilizzati per fare una torta di mele, e se noi glielo chiediamo lui ce li elenca, e saranno 7-8 ingredienti al massimo. Quando poi noi gli diciamo: ok, allora proviamo a leggere l'etichetta di questa merendina che tu hai portato, e iniziano a trovare dei nomi che non conoscono, che non sanno nemmeno pronunciare, che a volte non sanno nemmeno leggere, e arriviamo ad avere anche 18, 19, 20 ingredienti. Il bambino dice: ma come? Io a casa, se faccio la torta con la mamma, col papà, con le nonne, ho 8 ingredienti, li conosco: le uova, la farina, lo zucchero, l'olio, il burro, le mele, il lievito, cioè li chiamano per nome. Quindi è importante che tutti noi, quando andiamo a leggere un'etichetta, se ci sono più di tot ingredienti e di questi ingredienti alcuni non sappiamo nemmeno che cosa siano, quel prodotto probabilmente non è un prodotto tanto salubre. E ricordiamoci che un alimento meno è manipolato, più sicuramente è sano. Perché se io devo fare una pasta al pomodoro e prendo del pomodoro per fare il sugo e ci aggiungo l'olio o la cipolla, quello che voglio aggiungerci, ho già ottenuto un prodotto che io posso garantire è stato fatto in maniera corretta. Per quanto riguarda la provenienza, nei mercati di Coldiretti e di Campagna Amica, soprattutto in tutta Italia, ma anche qui in Veneto, troviamo solo prodotti che provengono dalle aziende agricole venete, e quindi abbiamo la sicurezza che quei prodotti sono stati coltivati e allevati in Veneto. Detto questo, noi dobbiamo cercare di scegliere che prodotti acquistare. Mi rendo conto che nelle grandi città, soprattutto per le persone più anziane, questo può diventare un ostacolo, una difficoltà, perché magari fanno fatica anche a camminare, a muoversi, ma c'è sempre la possibilità di chiedere. Ci sono tante aziende agricole che fanno anche le consegne a domicilio, ci sono anche i mercati che fanno le consegne a domicilio, e quindi abbiamo la possibilità di trovare questi prodotti a chilometro zero e veneti, e che possiamo portare sulle nostre tavole. Dopodiché mi ha fatto piacere vedere anche nel servizio che è andato in onda per quanto riguarda l'obesità dei bambini l'importanza della prima colazione, l'importanza del movimento, ma anche l'importanza del consumo di pietanze che non abbiano tanto zucchero e tanto sale, perché il problema è anche questo: i bambini sono più portati a mangiare questi prodotti perché hanno una volta messi sulla lingua una pill, sono davvero appetitosi, ma questo non è corretto. Se i bambini invece imparano
anche a preparare le verdure in una maniera più divertente, i bambini poi quelle verdure le mangeranno, non avranno problemi a consumarle. Quindi bisogna lavorare anche su questo, perché i bambini, se messi alla prova, potranno sorprenderci. Sono d'accordo con lei quando dice che i bambini, i ragazzi vanno coinvolti e vanno sicuramente ascoltati di più, perché loro, con le loro risposte e con le loro verità, a volte possono spiazzare. E soprattutto i colori del cibo. Tu metti un piatto di verdure con molti colori, il bambino è attratto dal colore, ecco, vieni un po' intrigato, tu gli metti 2 o 3 zucchine o 3 spinaci e questo non mangia di sicuro la verdura. Bisogna anche essere un po' creativi con questi piccolini, cioè non è che loro possono inventarsi il mondo, stanno crescendo con un mondo che veramente loro non riescono a capire e noi dobbiamo aiutarli. Allora, dottor Leoni, io l'ho invitato anche questa mattina perché io lunedì ho avuto anche 2 ospiti veramente importanti e glielo dico, ho avuto il dottor Salvatore Ramuscello, che è l'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, coordinatore regionale, e ho avuto il dottor Bottino Vincenzo, collegato con noi da Napoli, presidente Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, i quali sono veramente preoccupati. L'hanno detto in diretta perché le cose non stanno andando bene, soprattutto per gli ospedali e per le sale operatorie. Hanno paura di un futuro che non ci saranno chirurghi, hanno un punto di domanda, sono molto preoccupati e sono preoccupati per lo smembramento che viene fatto in certi ospedali, perché ci sono questi centri oncologici molto importanti dove il medico che si trovava anche a fare una determinata pratica all'interno di un ospedale che funzionava si ritroverà di non fare più questo lavoro. Lei cosa risponde a questi 2 medici molto preoccupati, uno del Veneto e uno a Napoli, però i problemi sono gli stessi? Cosa dice? Il problema è che in futuro, se non ci facciamo prevenzione e cominciamo a cucire la ferita, non avremo più chirurghi nelle sale operatorie. Cosa risponde, dottor Leoni? Premetto che faccio il chirurgo io stesso, quindi l'argomento lo conosco e conosco da una vita anche il dottor Ramuscello, me e il dottor Bottini. La problematica è che la chirurgia, in questo caso parliamo della chirurgia generale, che è quella che poi alla fine nel dipartimento chirurgico fa il maggior tasso di urgenze. Al primo posto la chirurgia generale, secondo posto l'ortopedia e la traumatologia, e terze e quarte otorino e oculistica, che sono più residuali, fatte salve quelle che sono le super specialistiche, neurochirurgia, cardiochirurgia, toracica, che vanno in ambienti selezionati. Ma il problema è proprio la carenza di vocazioni per fare il chirurgo generale e dall'altra parte anche per fare il medico internista, che è il reparto che accoglie di più in assoluto, ancora più della chirurgia generale, in urgenza ed emergenza, direttamente dal pronto soccorso. La chirurgia è una branca estremamente affascinante che ha dei risvolti però molto pesanti per quanto riguarda l'impegno professionale continuo. Se uno va a frequentare un ambiente come la chirurgia si rende conto che il tempo non basta mai e quando il tempo di lavoro ideale è finito, dopo ci sono le urgenze per i reperibili che possono essere continuative, molte volte pomeriggio e anche la notte, e fa parte del lavoro, tutti quanti lo sanno, anche essere chiamato all'1, alle 2, alle 3 di notte quando è arrivato durante il giorno per andare a farti un'urgenza. E la mattina dopo sei ancora spesso in servizio, oppure devi cercare dei cambi con i colleghi perché sei operato fino alle 5, tornare in ospedale alle 8 è un po' difficile. E con la riduzione degli organici che adesso, anche durante le turni delle ferie estive, le situazioni vengono compresse. Ci vuole quindi molto entusiasmo per fare questo tipo di lavoro. Un entusiasmo che può venire meno durante il tempo e per i giovani che hanno anche molte opportunità, e per esempio fare l'urologia, non ha un tasso di urgenze così pesante come quella che è la chirurgia generale, uno ci pensa su e sceglie di fare magari altre branche. Ma la chirurgia generale, per quanto riguarda dall'appendicite alla perforazione e a tutta quanta l'attività in ambiente d'urgenza, è quella che molte volte occupa di più anche l'immaginario collettivo e magari
i telefilm, le serie americane o i film li fanno proprio sul pronto soccorso della chirurgia generale. Perché? Perché è molto dinamica. Naturalmente tu devi avere anche una parte di lavoro e riposo adeguato, se no vieni consumato da questo tipo di lavoro. E poi ci sono anche gli abbandoni, o anche durante la specialità i giovani vedono determinati ritmi e magari scelgono altre specialità che sono magari un pochino più tranquille. Ma noi abbiamo bisogno di persone che abbiano queste vocazioni e che continuino il lavoro che abbiamo fatto noi e che facciamo tuttora. Questa è la problematica più importante, dare anche un'adeguata valutazione e anche un ritorno economico, che chi fa questo tipo di attività ha poco tempo ed è molto stanco per fare anche un'attività privata che magari aumenta di più lo stipendio, che è caratteristica di altre specializzazioni che hanno un contrappasso importante da quel punto di vista lì. Su quello che diceva il dottore Moscello poi sull'accentramento di determinate patologie, è vero, ci sono degli indirizzi per cui è giusto, per carità, che certi tipi di attività particolarmente specialistiche, per ottenere un numero di casi adeguato, cioè 50 all'anno, 100 all'anno, per esempio un reparto per fare la colecistectomia laparoscopica, che è un intervento insomma abbastanza comune, è indicato che tu ne faccia almeno 100 all'anno. E mi pare una scelta, se no vieni tagliato e quell'intervento non lo farai più, ne farai altri, farai solo magari delle ernie in elezione. Per quanto riguarda per esempio interventi sul colon, d'accordo, anche lì ci sono delle indicazioni per fare un numero totale di colon, che sarebbe un intervento diciamo più importante e più anche diffuso per quanto la chirurgia addominale, colon destro, colon sinistro, per tumori e malattie intestinali, che ha determinate particolarità e adesso viene fatto spesso in laparoscopia. Bene, devi fare un certo numero di casi all'anno o se no questo intervento ti viene tolto. Però bisogna fare attenzione, perché la capacità diciamo, di fare determinati interventi all'interno di un'equipe deve essere anche considerata per quanto riguarda anche gli interventi che fai in urgenza, perché se tu non operi degli interventi in elezione non potrai farli adeguatamente per quanto riguarda gli interventi in urgenza. E anche una banale appendicectomia, se è particolarmente complicata, se il caso è particolarmente difficile, non si risolve semplicemente con l'asportazione dell'appendice, ma al limite devi fare una resezione iliocecale, cioè togliere un pezzo dell'intestino e riattaccarlo dopo, perché queste sono le caratteristiche dopo di questi tipi di interventi, senza andare troppo sul tecnico. Quindi se tu vuoi fare determinate urgenze in un reparto, devi dargli anche la possibilità a fare anche questi interventi in elezione. Sul numero di esami e il numero di interventi che devono essere fatti per equipe bisogna un attimo discutere, perché ci possono essere delle indicazioni che vengono fatte in situazioni di calcolo al di fuori di quella che è dopo la realtà dei fatti nei vari tipi di ospedali, che devono essere considerate adeguatamente, parlando anche, sono d'accordo con i colleghi che ha citato, con chi queste situazioni le vive tutti i giorni e che vive le realtà non solo nei grandi ospedali, ma anche negli ospedali diciamo periferici o quelli comunque sono hub e spoke, come le caratteristiche diciamo che c'è qui nel Veneto, ma che per considerazioni diciamo anche di localizzazione geografica hanno bisogno di avere essere un riferimento per la popolazione locale, che non può sempre spostarsi in altri ospedali più distanti. Esatto. Però, dottor Leoni, la prego, che, visto che li conosce, di fare una telefonata, di ascoltarli, magari iscrivetevi, perché li ho sentiti veramente preoccupati. Ecco, non va bene assolutamente. Siccome siamo in un momento che forse le carte possiamo darle anche noi qualche volta, ecco, in questo caso forse possiamo anche darle, però se c'è qualcuno che sa giocare, perché se mettiamo al tavolo persone che non sanno giocare, ecco, io penso che ci ritroveremo sempre allo stesso punto. Devono premiare la meritocrazia, far sedere a questi tavoli nelle commissioni persone che sanno, persone che hanno veramente studiato e hanno fatto un percorso per quella poltrona, perché sennò non ne andiamo fuori, dottor Leoni. Io ho sentito
sentito un cardiochirurgo, anche lui ha detto ma mi hanno messo il cartellino, l'orario, fino a tal ora posso lavorare, dopo no, ma sarò io che saprò fin dove posso lavorare. Oppure ho deciso di operare quel paziente ma ho finito le ore, non posso più operarlo, questo paziente si ritrova con un altro chirurgo. Non va bene, dottore. Io ho parlato anche con i sindacati, loro sostengono dicendo ma lo stress, tu non puoi operare 8-9 ore, sei stressato, ma non sono loro che devono decidere. Siccome c'è una squadra, io penso che il chirurgo, lei è un chirurgo, poi dottor Leoni, quando entra in sala operatoria saprà bene fin dove può arrivare, se continuare o passare la mano che c'è già la persona. Cioè io non riesco a capire dove si vuole andare a parare. Quando una cosa funziona, quando una persona ha voglia di fare, di lavorare, no, vengono messi i paletti da qualcuno. Capisce che non possiamo andare avanti così? L'ha detto anche lei, i numeri non li abbiamo più, allora se quei numeri che abbiamo li lasciamo lavorare, forse li ascoltiamo di più, perché voi avete le idee chiare su come potrebbe funzionare la sanità, di cosa avete bisogno, dove bisogna veramente aumentare, dove bisogna togliere. Non è che il politico possa sempre sapere tutto e non si sa neanche da dove viene e che percorso ha fatto. Non possiamo andare avanti in questa maniera. Io ho i diversamente giovani, dottor Leoni, che sono veramente allo stremo delle forze. Lei sa che è un banco solidale. Io ieri ho visto delle cose incredibili, gente che non si cura più, che non ha il medico, che non ha la possibilità, non sanno neppure cos'è la ricetta elettronica. Ma vogliamo capire che abbiamo dei diversamente giovani, non per colpa loro, che non sono stati abituati a un percorso tecnologico così avanzato? Non ci siamo, dottor Leoni. Loro hanno ancora bisogno della visita del medico, di essere visitati. Cioè il tatto, a mio avviso, per loro è fondamentale, lo vedo quando io prendo la mano e loro me la accarezzano subito. Il tatto è fondamentale, specialmente se stai male, se hai delle patologie. Io non so, dottor Leoni, se ce la faremo, però io ce la sto mettendo tutta. È caduto perfino il collegamento dopo quello che ho detto, perfetto, così andiamo avanti con la Presidente della Presidente della Coldiretti. Allora, Presidente, cosa consiglia di mangiare? Tutti e due sono caduti. Allora andiamo con un altro servizio molto importante, perché è veramente importante capire anche dove andremo a parare. Andiamo extra spreco alimentare. Visto che mangiamo tanto e mangiamo male, forse andiamo a vedere. Gli studi dicono che già a metà dell'anno la nostra madre terra non riesce più a rigenerare quello che consumiamo, quindi vuol dire che noi consumiamo il doppio di quello che la terra riproduce. Contro lo spreco alimentare scendono in campo 66 sindaci del Consiglio di Bacino Brenta, che stanziano 150.000 euro per il progetto Fino all'ultima briciola. Ognuno di noi ogni anno butta via 30 kg di cibo. Il progetto mette in contatto grandi aziende con associazioni di volontariato, perché ricevono gratuitamente o a prezzi simbolici tutto quel cibo che sarebbe comunque buttato via, ad esempio per un'etichetta rovescia. Si tratta di cibo integro, assolutamente consumabile anche con lunghe scadenze, ma che l'azienda non può più vendere. Ecco perché noi entriamo e facciamo sì che questi prodotti non commerciabili vengano comunque utilizzati e vengano donati o dati a prezzi sensibilmente ridotti a chi ne ha la necessità. Tra i pilastri del progetto, l'accordo tra grandi produttori e il mondo del volontariato, quello tra cittadini e piccoli produttori o negozianti, e le scuole, educando gli studenti sul tema dello spreco alimentare. Il valore etico è connaturato con questo tipo di progetto che riguarda lo spreco alimentare. Dopo ci sono anche dei vantaggi di tipo economico, fiscale, perché le aziende, per esempio, che la sovrapproduzione la donano o la danno a prezzi ridotti, hanno dei vantaggi di tipo fiscale, ma soprattutto hanno una riduzione nello smaltimento dei rifiuti, quindi c'è un beneficio. Realizzare dei progetti che coinvolgono più stakeholders e quindi non solo un assistenzialismo puro, ma anche la creazione di un sistema dove ognuno fa la propria parte e ognuno dà il proprio contributo, affinché chi avanza riesce a donare o a dare a bassissimi prezzi a chi invece magari non ha la possibilità. Un fenomeno di dimensioni enormi, quello dello spreco alimentare. In Italia ogni anno costa al sistema economico circa 7,5 miliardi di euro. Abbiamo in linea Nadia. Ciao Nadia. Pronto? Non la sento la Nadia. Allora, è tornato il dottor Leoni, mi fa piacere, vediamo se è tornata anche la Presidente della Coldiretti, perché all'improvviso è caduto.
Allora, quello che io volevo dire, calma e sangue freddo. Allora, sul riciclo della merce. Io ho detto a qualche supermercato, e lo dico pubblicamente, che io che ho un banco solidale non sono una discarica, perché arrivavano dei prodotti da discarica. Perciò ho dovuto recarmi al punto vendita, parlare con il direttore e dire: guardi che non gira così, assolutamente, io non ho maiali, io ho delle persone e voi dovete darmi delle cose buone in scadenza. Capisce, dottor Leoni, che poi queste persone si ammalano e arrivano da voi anche in sala operatoria, perché purtroppo mangiare male poi alla fine ne paghi le conseguenze. Ecco, quanto è importante è il rispetto invece del proprio corpo, del mangiar bene, di far capire anche a queste persone poverette che sono buttate là, sa dottor Leoni, sono buttate su un angolo, non hanno nessuna forza neanche di reagire ormai, sono veramente depresse, questo mi tormenta molto, di far capire che forse anche aprendo gli ospedali, e mi hanno dato ragione sia i medici che le ho citato, ma anche il dottor Gerosa e tanti altri medici, che dobbiamo aprire più gli ospedali con i ragazzi, far capire l'importanza che c'è all'interno di capire cosa succede, perché non è il profumo della strada, il profumo dell'ospedale, c'è un altro profumo, c'è il profumo della disperazione, ma c'è il profumo anche della felicità. Tu tocchi con mano quella che è la realtà che tu puoi vivere, che puoi toccare. Mi ricordo quel ragazzo con una malattia, con una leucemia molto importante, che è venuto ospite, dottor Leoni, che proprio davanti a queste telecamere ha detto: venite a trovarmi, io ho piacere di incontrarvi, io ho bisogno di voi, anche se non vi conosco, io ho bisogno di sentirvi, di parlare con voi. E dopo quello che mi ha colpito, dottor Leoni, la prego di darmi una mano in questo percorso difficilissimo che sto tentando di fare, ho avuto l'AIL e mi hanno detto: sai Mirella, che sono venuti a visitarci proprio all'interno dell'ospedale dove c'è questo centro di volontariato 20 ragazzi, lo sai che sono diventati tutti quanti donatori? Eppure andavamo nelle scuole e non riuscivamo a intrigarli. Sono arrivati là e sono diventati donatori. Io ho parlato con tanti, ma tantissimi medici ospedalieri anche di Padova, sono tutti d'accordo, anzi il dottor Gerosa mi ha detto di dire, il famoso cardiochirurgo, quando io ho detto: ma mi rispondono dottor Gerosa che c'è già, che fanno già, dica loro che l'ho detto io che non facciamo ancora abbastanza. È d'accordo dottor Leoni? Mi darà una mano per far capire ai direttori generali l'importanza di entrare questi studenti, toccare con mano quella che è la realtà ospedaliera. Chissà, un domani potranno prendere anche certe strade o no? Prego. Assolutamente, con gli ordini dei medici, per esempio, noi facciamo un progetto ormai da vari anni che è il liceo a curvatura biomedica. Cioè facciamo delle lezioni volontariamente in un liceo o più licei di tutti quanti, diciamo, le province del Veneto, e portiamo poi alla fine di ogni anno, perché il corso è triennale, circa un'ora in più di lezione ogni giorno a cui la gente, i ragazzi accedono volontariamente alle ultime 3 classi, dopodiché ci sono le applicazioni pratiche con la frequenza, attraverso la collaborazione con le varie ASL, dei ragazzi che vanno a vedere com'è una radiologia, com'è un pronto soccorso, com'è un reparto, naturalmente con la guida di un tutor, per capire anche dal vivo quello che è l'attività. I corsi prevedono tutte quante le materie della medicina in forma ridotta, in collaborazione con gli insegnanti di biologia. E questo è un progetto, diciamo, che va avanti da molti anni e a cui hanno partecipato praticamente tutti quanti gli ordini del Veneto, che io sono il presidente della Medici di Venezia, anche tra le altre cose, a cui ci teniamo molto, con per quanto ci riguarda 40 medici che fanno questo tipo di attività a livello volontario. Far entrare i ragazzi degli ospedali e fargli vedere determinate realtà è sicuramente tipo educativo. Normalmente tutti quanti noi da piccoli, da giovani, andiamo a trovare il parente che è ricoverato, la nonna, la mamma o l'amico ricoverato, e sentiamo gli odori e vediamo le situazioni che ci sono negli ospedali, che sono posti molto caratteristici. Chi sceglie poi di lavorarci, una volta c'erano tutte quante le scuole infermieri, per esempio, che erano collegate, localizzate, diciamo, vicino a quelli che sono tutti quanti gli ospedali, era una grandissima fucina, adesso erano centralizzate e messe solo le università.
però la frequenza all'interno anche degli studenti per persone predisposte, perché tu mi parlavi della solidarietà, è vero, la solidarietà esiste in varie forme, quelle nei confronti dei malati ci veniva una volta insegnata a scuola, illo tempore, però è una base, diciamo, di rapporto sociale che viene anche dall'educazione delle famiglie. Dunque, la famiglia è fondamentale anche, visto che c'è la Presidenza con diretti anche in trasmissione, anche per quanto riguarda l'educazione alimentare di cui parlavamo un attimo fa. Interrompo un secondo, dottor Leoni, permettimi di spendere una parola. Non so se funziona, abbiamo Nadia in linea, vai Nadia. Mirella, ciao. Adesso ti sento, prima non sentivo, prego Nadia. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io volevo riferirmi alla commissione di invalidità. Adesso ho ripresentato la domanda perché in aprile me l'avevano non l'avevano accettata e praticamente chiedevano la visita geriatrica, era attaccata alla domanda, ma guardano le carte, le leggono o no? Perché una cosa era disastrosa. Adesso ho dovuto ripresentare domanda, farmi fare il certificato dal medico di famiglia a pagamento 70 euro. Ma queste cose non è cambiato niente perché era il precedente certificato che avevano compilato. Ma vogliono far spendere soldi e poi bocciano continuamente, non hanno dato il 100% senza un soldino. Io sulla carta 100% non mi interessa niente, perché non ci faccio nulla. A me interessa che devo accudirlo, mio marito, vestirlo, dargli le medicine, fargli fare la colazione, tutto. E allora, queste cose, dopo io ho la revisione della visita di invalidità, un pacco di carte, fotocopie, ma dov'è questa semplificazione? Che basta che tastano un tasto del computer e c'è tutta la storia. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ecco, vede Nadia, dottor Leoni, è una guerriera. Oltre ad aver detto proprio davanti alle telecamere, purtroppo si è malata, ha dovuto fare la chemioterapia, ha spiegato molto bene, ma ha combattuto tranquillamente, senza nessun problema, questa malattia. Speriamo bene, complimenti Nadia. Però vede, Nadia è una delle persone che quando le cose non funzionano ha il coraggio di dirlo, ci mette la faccia, va a trovare, telefona, ma non sono tutte così, è là il grande problema. Il silenzio è quello che ci ha ucciso. Mi ho paura, mi non vo a combattere, mi non so come fare. Eppure noi siamo con fiore all'occhiello come associazioni del mondo del volontariato, ma nessuno ci interpella quando serve. È venuta la ministra della disabilità. Chi è che ha partecipato a questo tavolo? Chi ha deciso chi partecipava? Eppure siamo tutti regolarmente iscritti in regione, ognuno dovevano fare un grande convegno, visto che il Veneto è la più grande regione col numero più alto del mondo del volontariato. Ma chi decide cosa, come, quando ci sono anche degli incontri importanti con dei delegati a far sentire le voci? Capisce che anche noi tutti, dottor Leoni, dobbiamo fare squadra, perché sennò ci azzerrano. Guardi che stanno colpendo anche il mondo del volontariato. Lo stanno veramente dimezzando con dei corsi che veramente delle volte assurdi. Dimmi cosa fai e vediamo se è veramente utile fare quel corso, fare quel stage. Ma stiamo scherzando, dottor Nadia, che dice una montagna di carte, lei ne sa qualcosa, ma possiamo continuare così con una popolazione sempre più diversamente giovane con patologie che deve fare trasferimenti? Ma chi, quando, dove? Prego, dottor Leoni, poi ci saluti perché ho anche altri ospiti, grazie, veloce.
Una risposta potrà arrivare da quello che è l'aumento, la diffusione dei dati all'interno del fascicolo sanitario elettronico, che è una novità che deve essere implementata, che è un contenitore dove ogni medico alla fine con accesso identificato può avere accesso ai dati, basta che qualcuno li carichi naturalmente. Chiaramente per le commissioni di validità di cui parlavamo prima è molto importante capire anche chi ci si trova davanti, cioè la sensibilità di quelli che sono gli operatori, i medici, gli addetti e anche gli impiegati di aiutare le persone che sono più fragili, che hanno più problematiche all'esperimento delle varie carte che sono ancora molto usate in tutte quante queste procedure, per avere poi una definizione di quello che è lo stato clinico, se loro hanno appunto diritto a una revisione di quella che è la pensione, diciamo, sì, ma io non devo essere che fortunata ad magari è avere quella fondamentale commissione, per il dottor loro Leoni, io bilancio devo avere economico, quello che mi diciamo, da aspetta questo di punto di diritto che è vista. scritto. È quello che io non riesco a capire. Tu devi darmi quello che mi aspetta di diritto. Ma se Nadia ha spiegato, e come Nadia ne ho avuto tante, con tutta quanta la documentazione, ti danno il 100%, quel 100% è come avessi acqua fresca, chi se ne frega del 100%. Il problema è che se sei orizzontale, perciò non cammini, Nadia, ascoltami bene, solo così riesci ad avere questa possibilità di avere qualche soldino, sino il 70, l'80, il 100% non vale niente. Ecco, dottor Leoni, noi ci sentiamo presi in giro, guardi, glielo dico veramente, da una burocrazia messa apposta per farci del male, non per aiutarci, per farci del male. Pensate a queste persone che devono girare in lungo e in largo, non si riescono più a capire delle carte, ma fai online, ma come se non so neanche leggere la ricetta elettronica e farla? Non ci siamo, dottor Leoni. Io la ringrazio, la saluto, la prego di chiamare questi medici, dottor Leoni, la prego di aiutarmi in questi percorsi, come il dottor Gerosa ha chiesto, di continuare, di allargare questo mondo ospedaliero ai ragazzi, perché la prevenzione dovremmo farla con loro, con noi non è sicuro. Dottor Leoni, grazie. Sentiamo come ci saluta Grazie la Presidente. Mirella, non mancherò. Grazie dottor Leoni, lo so, per quello l'ho invitata, grazie di cuore. Sentiamo la Presidente della Coldiretti come ci saluta. Presidente, anche lei tanto impegno, l'obiettivo è quello di far star bene tutti quanti, dobbiamo far squadra assieme, magari anche negli ospedali, Coldiretti, Presidente, visto che molti dicono che si mangia male in ospedale, scuole e anche ospedali non sarebbe male il chilometro zero. Cosa dice? Che chiami il dottor Leoni e le do io il numero, Presidente, prego. Beh, mi piacerebbe avere davvero il numero del dottor Leoni per poter continuare questo dialogo. Sicuramente anche le mense ospedaliere sono nel nostro mirino buono, però, perché vorremmo che anche negli ospedali, dove spesso ci sono situazioni purtroppo difficili, si potesse mangiare comunque in maniera migliore. Mi è piaciuto il vostro servizio che riguardava lo spreco alimentare. Noi come Coldiretti da sempre siamo contro lo spreco, invitiamo tutti a fare una lista della spesa che sia corretta, a non comprare più di quello che serve, perché poi i prodotti si deteriorano, e crediamo anche che si debba dare una nuova vita e una nuova possibilità ai prodotti, quelli che sono in scadenza, a quelli che poi verrebbero comunque buttati e andrebbero al macero, perché sprecare il cibo secondo me è sempre qualcosa di sbagliato, e c'è sempre qualcuno che potrebbe avere giovamento dall'avere quel cibo. Quindi come Coldiretti saremo sempre in prima linea anche per questa battaglia, le mense in primis, il chilometro zero, e anche e soprattutto contro lo spreco alimentare, e saremo i primi anche a dare un aiuto alle scuole per quanto riguarda il progetto di educazione alimentare. Grazie a Chiara Bortolas, Presidente Coldiretti a Belluno, di essere state con noi. Di sicuro le darò il numero del dottor Leoni, però prima di salutarci sentiamo Giusy. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, io quando lesso le verdure tipo zucchine, fagioli, coste, finocchi, tortellini, quell'acqua lì faccio il brodo alla sera, aggiungo un po' di dado e noi facciamo la minestra, perché buttiamo via tutta la roba migliore. Il sugo che tu lessi, la verdura, è quello buonissimo. Noi buttiamo via quel sugo là, ma stiamo scherzando. E quello della pasta si potrebbe fare anche quello
aggiungendo un po' di dado o qualcosa, di fare una minestra, perché ho letto anche questa qua. E altrimenti l'acqua della pasta che tu cuoci si può lavare le pentole, quelle col sugo, i piatti prima di metterli in lavastoviglie, dai un risciacquo con l'acqua della pasta, viene via subito. Questo voglio dire, non si butta via niente, io non butto via niente, Mirella. Faccio con l'acqua delle zucchine, fagioli, finocchi e coste e tutto quanto, e la metto per la sera per una minestra. Perché Grazie, sono tutte Giusy. cose buone, grazie. Grazie, abbiamo sentito le ricette in diretta di Giusy anche, vedete che bravi sono. Ecco, vediamo anche delle possibilità dello spreco, che veramente delle volte è veramente troppo. Magari l'acqua, Giusy, vedessi cosa arriva da noi, Vabbè, grazie ai miei ospiti, pubblicità. I was once told that walking through a doorway could cause someone to forget even the most precious memories they had. Memories of good, memories of bad, memories of love and of loss. Stored like the worn-out blankets that were kept to dress the rainy days and bad habits that happen from time to time. That were kept to dress the rainy days and bad habits that happen from time to time. But what it felt like to rest your head on a friend's shoulder that still carries with it the creases from where you last placed your heart. Just like that.
Veneto nel mondo con questo pattinatore meraviglioso Riccardo Bonotto. Questi sono i ragazzi bravi che vi fa vedere Mirella, che studiano, che si impegnano nello sport, che arrivano ai massimi vertici e che voi magari non conoscete perché non ve li fanno vedere, ma Mirella sì. E ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo Gianni Zuin, presidente Associazione Pattinatori Sile di Silea, assieme alla figlia Zeudi Zuin, ex atleta, adesso allenatrice, per capire anche l'importanza dei giovani, quelli bravi che abbiamo, l'importanza del movimento, di fare sport, è fondamentale. Però volevo anche salutare Don Maurizio Gronchi, teologo all'Università della provincia di Urbania. Buongiorno Don Maurizio, grazie di essere qui. Visto che bei ragazzi che le faccio vedere, però Don Maurizio adesso le faccio vedere un'altra cosa, subito, immediatamente. Andiamo a vedere Davide. Guarda, veramente sono stato contentissimo anche di aver conosciuto nuove persone, perché non è da tutti, perché lo so che anche come vedo nelle circostanze di tutti questi giorni, davvero non è una gita che si possa fare, è una bellissima gita che abbiamo fatto e veramente sono stato contento di aver passato veramente in compagnia, stare senza di nessuno, è una cosa più bella che ci possa essere. Caro il nostro Davide. Ascolta Davide, quanto importante è conoscere persone nuove per te, andare su ambienti diversi, cercare di vedere la vita in una prospettiva diversa? Cosa vuol dire? Cioè, vuol dire che quando ho fatto anche l'intervista a delle persone nuove, che per me giustamente io lo vedo perché non tante persone la pensano come me. Cioè, questa gita è stata per me quello che anch'io sono rimasto contento e lo vedo perché giustamente mi sento bene in compagnia con gli altri e quindi ho conosciuto anche diverse persone che avevano voglia anche di interagire con me e quindi davvero è più bello condividere esperienze nuove che abbiamo fatto e quindi speriamo di fare molte altre di queste esperienze che veramente fanno stare bene, fanno stare bene perché davvero sono importanti. Sono importanti. Allora, io partirei proprio da lei, Don Gronchi. Io ieri ho avuto una scrittrice, anche lei con una certa disabilità, soffre di epilessia, non ne possono più, Don Maurizio. Dice, sì, ho trovato un lavoro, ma non mi fanno far strada. Ci mettono là su un angolo e poi è finito là. Ho avuto anche il papà di Davide, che lei ha visto in trasmissione assieme, che si è commosso. Le lacrime scendevano quando parlava questo figlio davanti alle telecamere dove spiega che lui ha avuto anche un diploma all'alberghiero, a lui piaceva fare il cameriere, è riuscito, ma nessuno lo assume. Nessuno pensa che questi ragazzi devono vivere la quotidianità che vivono tutti gli altri. Allora, Don Maurizio, dobbiamo tutti fare squadra e aiutare queste persone. Io gliel'ho promesso, assolutamente noi dobbiamo fare squadra e far capire anche alle imprese, perché i sindacati i numeri non li abbiamo, Don Gronchi, non li assumono, non abbiamo i numeri, eppure sono persone che lavorano in maniera incredibilmente valida, sono bravi, hanno i diplomi. Cosa sta succedendo in questo mondo pazzo? Prego, Don Maurizio.
Bene, sono proprio felice di parlare di questo perché tra l'altro ho un'esperienza diretta con il progetto Casa Ilaria in Toscana, nella provincia di Pisa, nella diocesi di Volterra. Abbiamo proprio un'attività di ospitalità e lavoro per persone con disabilità. Questo perché? Perché finita la scuola in Italia l'impiego lavorativo delle persone con disabilità è un problema. E per fortuna abbiamo la scuola che include, perché nel resto del mondo noi sappiamo che ci sono le special needs school, cioè tutti i ragazzi disabili sono dentro queste strutture, mentre noi abbiamo questa inclusione, ma non c'è nel mondo del lavoro. E allora ecco, si tratta proprio di alcune cose importanti per l'impresa con le persone disabili. Intanto no all'assistenzialismo, ma all'innovazione, per l'inclusione delle specialità, cioè i ragazzi con disturbi dello spettro autistico, per esempio, hanno capacità, per esempio, di precisione estrema. Io ho ragazzi che hanno la certificazione per pasticceri, diploma di pasticceri. Data la precisione che il ragazzo autistico ha, riesce a fare dei lavori splendidi. Oggi le tecnologie possono essere un aiuto all'inclusione. Pensiamo al mondo dei social. I ragazzi hanno una particolare affinità, anche i ragazzi con disabilità, per la comunicazione. E poi la disabilità come settore di mercato. Cioè io mi chiedo, e ho dato una risposta a questa domanda, perché i bagni per persone disabili sono tutti uguali? Non esiste solo una ditta in Italia, che non sto a dire, che fa un design per i bagni per la disabilità. Questo è un esempio, ma è così pure per gli arredamenti. E ho apprezzato, perché avevo visto proprio 2 giorni fa, per caso sono andata a vedere il servizio che avete fatto con Davide, no? Davide Benedetti, che adesso avete trasmesso. E ho sentito una cosa interessante, la proposta di un assessorato alla disabilità gestito da persone disabili, perché le persone con disabilità hanno delle qualità che, se sono messe a frutto, diventano eccellenti, diventano specialità. E poi l'altra cosa che diceva Davide, fondamentale, è la socialità. La socialità è la cura. Quando questi ragazzi si trovano nelle famiglie dopo la scuola, rischiano la ghettizzazione, perché i familiari al limite possono avere a che fare con le associazioni di quel tipo di disabilità, dell'autismo, Down o d'altro, ma è la socialità, stare con ragazzi, con persone, a lavorare. Lavorare vuol dire dignità, vuol dire retribuzione, vuol dire impegno quotidiano. Poter stare con gli altri, questo è fondamentale. Noi a Casa Ilaria so, però belle parole, Don Maurizio, però non si va avanti, rimaniamo fermi. Io penso che voi avete un potere enorme, potere della Chiesa, di voi che toccate preti, che per fortuna che vi abbiamo ancora, perché cominciano a mancare anche non solo infermieri e medici, ma siamo senza preti e senza suore. Almeno voi che ci siete, date una mano a questi ragazzi, perché, e saluto anche Fra Lorenzo Zampiva, grazie Fra Lorenzo, frati Cappuccini di Trieste, che si è collegato con noi, veramente grazie, è un onore avervi ospiti, ecco, di aiutare questi ragazzi. Non possiamo assolutamente dimenticarci di loro. Io sono convinta e sono anche d'accordo che i CEOD vanno bene, per carità, ma nel momento che hanno imparato, quelli che riescono a uscire, a lavorare fuori, devono essere assunti dalle imprese che hanno i loro prodotti in quel CEOD, devono essere assunti, pagati con un giusto stipendio e, se sono bravi, far carriera. Ecco, dovete aiutarmi in questo, perché ho promesso che farò una battaglia per questo, perché non si può assolutamente voltarsi dall'altra parte. Già abbiamo pochi giovani, se ci dimentichiamo anche di queste persone non andiamo da nessuna parte, eppure hanno dimostrato con le Paralimpiadi che nome brutto. Io spero che lo sport sia unico e dovrebbero chiamarsi solo Olimpiadi, di quante medaglie hanno portato a casa ragazzi che studiano, che si allenano, che fanno di tutto e di più per un bene comune. Qua vorrei proprio sentire cosa ne pensa Zeu Di Zuin, ex
atleta, adesso allenatrice, di quello che ha visto, che ha sentito, anche lei Zeudi sta cercando di fare qualcosa di importante, di far muovere i ragazzi, di appassionarli con questo sport bellissimo del pattinaggio. Prego Zeudi, cosa vuoi dire? Sì, guardi, certamente lo sport è fondamentale e anzi è sempre bello vedere come gli atleti fin da piccoli si impegnino e iniziano a prendere confidenza con il loro sport e anche a ottenere dei piccoli risultati, ma dei risultati che siano proprio, che gli portano a essere orgogliosi di quello che fanno. Ma quando vediamo anche atleti con disabilità, l'orgoglio è ancora più grande, perché loro sono i veri combattenti, no? Cioè dimostrano che non ci sono confini, non ci sono limiti, e che con lo sport si riesce a fare tutto. Io penso che quando anche io da atleta, magari fuori dalla pista non mi sentivo, non avevo una grandissima autostima, ma quando ero dentro in pista con quei pattini ai piedi mi sentivo importantissima, in quei 5 minuti mi sentivo valorizzata, perché stavo facendo qualcosa che mi piaceva molto, che mi dava soddisfazione, che mi faceva stare bene, e magari qualcuno guardandomi provavano a piacere anche loro, a guardare, si divertivano, si emozionavano, e quindi anche vedere veramente questi atleti che hanno le loro disabilità ma che lottano e che alla fine sono contenti di quello che stanno facendo è sicuramente un grandissimo risultato. Senti Zeudi, cosa ti dicono questi ragazzi, questi bambini quando vengono a allenarsi? Questi genitori a mio avviso troppo apprensivi, queste bolle, sono circondati da queste bolle, guai entrare in quella bolla, mio figlio, per carità, abbiamo visto prima Treviso intasata, tutti i genitori che vanno a prendere i figli a scuola, sti marmeotti grandi e grossi che potrebbero benissimo arrivare da soli, no, la macchina fuori della porta, della palestra, addirittura davanti, no, è una cosa incredibile, capite perché io salvo questi ragazzi, dicono che non è loro la colpa. Che ragazzi vedi, che familiari vedi, Zeudi? Guardi, si apre un mondo. Allora, sicuramente vediamo tutto dipende dalla famiglia dietro. Da noi c'è la regola che gli atleti una volta che entrano in palazzetto la borsa se la portano loro in spogliatoio e non esiste che i genitori diano una mano, ma perché devono iniziare ad essere indipendenti. Vediamo soprattutto nelle età più piccole generalmente un po' di pigrizia motoria, no? Allora, mentre prima erano solo un po' gli adolescenti che magari iniziano a provare degli esercizi e ti dicono non mi viene, non ce la faccio, mi arrendo quasi, lì bisogna spronarli. Adesso iniziamo a vedere che anche dalle piccole età iniziano a dire no maestra non ci riesco, no? E invece lo sport sono lì, hanno quell'ora che sono con altre persone, perché poi è una squadra, certo. E quindi vengono stimolati a lavorare, a riprovare, perché poi alla fine lo sport è un piccolo specchio della vita, si cade, ci si rialza, cioè sembra scontato ma non lo è, soprattutto per questi bambini piccoli che stanno crescendo e che una volta che entrano in pista sono senza i genitori. Quindi sì, i genitori anche per noi possono essere una grande risorsa, perché quando vediamo gli atleti che vanno in campo internazionale, che vincono medaglie anche sul giornale, vediamo che ringraziano sempre i genitori, però molto spesso i genitori a volte sono troppo, cioè non si fidano magari degli allenatori e cercano di proteggere questi figli, invece bisogna proprio lasciarli andare, lasciare che cadono, si rialzano più forti di prima e ci riprovano. Allora, vediamo anche la locandina di quello che è successo sabato a Silea, questo evento bellissimo, una notte di luna piena, musica, movimento. Allora, Presidente Zuin, ecco, cosa vuol dire? Ecco, l'importanza anche di capire che ognuno deve fare un proprio ruolo. Lei ha spiegato molto bene prima, con me io faccio una cosa, mia figlia ne fa un'altra, poi assieme riusciamo a fare la squadra e intrigare. Prego, Presidente. Ma certamente questa è la mossa vincente per qualsiasi attività, per qualsiasi modo di essere, nel senso che anche nella nostra società ci sono circa 130 bambini. Essere presidente di questa società, la cosa più bella è proprio a vedere questi bambini, vedere dei bambini che sono autistici, che sono entrati 2 o 3 anni fa, non ti guardavano neanche, non potevi neanche toccarli. Adesso entrano e ti buttano le braccia al collo. Cioè, questo
per un presidente è la medaglia d'oro. Non tanto Riccardo che vince, gli altri che vincono, mia figlia che ha vinto, eccetera. Bellissime cose, ma sono fine a se stesse, perché l'aggregazione, la coesione, l'inclusione, questa è una cosa fondamentale da far capire e portare avanti. Ovviamente dobbiamo avere tante cose. L'associazionismo, che come ha detto lei prima, sta sparendo, perché purtroppo con tutte le nuove regole ci danno delle bastonate in tutti i sensi e non ci può più essere associazionismo. Bisognerebbe che tutti fossero delle aziende con dei costi enormi. E che facciamo? Come fai a far pagare tutti i costi? Pertanto noi siamo felici di avere persone che ci danno una mano, sono bravissime persone che vengono, quando abbiamo tutti questi bambini, che abbiamo 6-7 allenatori come loro che si dedicano oltre al loro lavoro, che stanno da fare, ognuno per il loro ruolo, si porta avanti una società sana, inclusiva e che fa bene a tutti. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Fra Lorenzo Zampiva. Fra Lorenzo, cosa dice? Questi ragazzi, queste famiglie che devono essere assolutamente aiutate, come ha detto il Presidente Zuin, stanno segando anche il mondo del volontariato, dell'associazionismo, siamo controllati a vista, dobbiamo fare rendicontazioni, mandare di tutto e di più. Alla fine perché? Ma colpiscono il mondo del volontariato, che è quello che tiene in piedi l'Italia. Fra Lorenzo, cosa ci racconta? Io racconto che mi fa tornare in mente quando sono arrivato lì in studio qualche mese fa e lei aveva portato dopo di me, o insieme, adesso non ricordo giusto, il problema grande di quel gruppo di giovani musicisti. Per loro non c'era spazio per farli allenare con gli strumenti, cioè provare, riprovare, per fare concerti. Per loro non c'era spazio. E allora è inutile dopo lamentarsi perché i giovani non suonano, non fanno sport, non fanno nulla, direbbe qualcuno, ma effettivamente gli viene dato qualche mezzo perché possano compiere questo passo. Quella volta la musica è fantastica, è come lo sport, il movimento innalza l'animo, innalza il corpo e ognuno può dare il meglio di sé, anche se manca a sé qualche parte del corpo, non importa, ci sono miracoli che accadono sulle piste di allenamento e sui campi delle gare, come pure quel discorso degli strumenti. Ecco, il bambino, il giovane, il ragazzo non può sentire solo e soltanto il giudizio tra coppa e collo, cioè solo il giudizio, se sei bravo meriti, altrimenti vai fuori da gioco. Non esiste, perché la paura blocca tutto. Questo è il problema. Allora, Basta adesso sono proprio da Don Maurizio Gronchi, teologo all'Università Pontificia Urbaniana di Roma, perciò Vaticano. No, se non ce la fa lei, guardi, io ne pongo le armi stavolta, perché veramente gliel'ho promesso, Don Maurizio, noi dobbiamo aiutare queste persone. Sono là, io ce l'ho provato, mi hanno segato, lo dico qui apertamente, anzi mi hanno proprio segato, perché capisce che do fastidio, perché io vado a toccare un tema che a volte è anche un business infernale, nessuno lo dice, io ho il coraggio di dirlo, Don Maurizio. Vado a toccare quel sistema che permette a certi di non muoversi, di non fare niente, li lascio là. E qual è il problema? Poi li mando a casa. Questi ragazzi hanno bisogno di viaggiare, di conoscersi, di trovarsi tra di loro. Io facevo questo e non ce l'ho fatta, ma riprovo, non è che ho mollato, ci mancherebbe se io mollo, anzi più paletti mi mettono e meglio è. Però poi queste persone mi ringrazio perché mi dicono: sei l'unica che ci dà voce, che cerca di proteggerci, che cerca di far capire a chi di dovere di ascoltarci, di farci andare avanti. Ecco, io dico che sia questi papi che abbiamo avuto, che hanno seminato non bene di più e stanno raccogliendo i frutti, perché quando loro radunano i giovani ci sono quei ragazzi bravi che io chiamo, che capiscono i valori della vita. Prego, Don Maurizio, e veramente sono onorata di averla ospite, prego.
Certo, grazie. Intanto prendendo spunto da quello che diceva il padre sulla musica, vorrei ricordare che c'è un'esperienza importante, per esempio a Milano, che si chiama la Fondazione Esagramma, fatta da un mio collega, teologo, Don Pierangelo Sequeri, che molti ricorderanno per quella canzone che si canta ormai in tutte le chiese del mondo, Tu sei la mia vita, no? Simbolo. Ecco, Esagramma si chiama, cioè c'è il pentagramma, esagramma, un rigo in più. Che cosa vuol dire? Che è musica sinfonica fatta da strumentisti disabili, persone con disabilità. Questa è una cosa fantastica, ma vorrei dire che in Italia, pensiamo ai numeri, le persone con disabilità sono circa 13 milioni, cioè vuol dire il 22% della popolazione, di cui 3 milioni con disabilità grave. E poi su questi chiaramente 1,5 milioni sono anziani, 75 anni in su. Ma pensiamo all'aumento dei ragazzi con disturbi dallo spettro autistico, cioè ormai un bambino su 77, cioè abbiamo 5.000 nuovi casi l'anno, anche perché è migliorata la diagnosi precoce. Ecco, tutte queste persone hanno diritto a lavorare. Quello che diceva lei appunto, cioè ad avere un impiego, e questo possiamo darglielo prima di tutto gli imprenditori, ma anche le associazioni, perché lavorare è possibile per tutti, anche i ragazzi per esempio che si pensa autistici chiusi nel loro mondo, in realtà sono oppressi da troppi stimoli e tendono a specializzarsi. Allora, mettere a frutto le specializzazioni di questi ragazzi. Questo vuol dire che l'alta funzionalità di diversi di loro gli permette di aprirsi. Diceva prima questa bellissima espressione, la medaglia d'oro di un presidente di un'associazione è vedere che quei ragazzi che erano chiusi in se stessi adesso ti abbracciano. Questo è il risultato della socialità e dell'impegno lavorativo e noi dobbiamo fare qualcosa, ripeto, a Casa Ilaria questo lo facciamo e questo è un segno di speranza per tanti ragazzi, soprattutto per le famiglie che non si vedono più ghettizzati, abbandonati dentro le loro associazioni. La società ha bisogno di questi ragazzi, di queste persone, perché apportano uno sguardo diverso sulla realtà, quello che noi non riusciamo a vedere. Don Maurizio, non è che però ci sia un problema anche culturale, che la disabilità, proprio questo nome orribile che io non vorrei neanche nominare, io li chiamo diversamente agili, Don Maurizio, i miei sono diversamente agili. Ragazzi speciali, vanno chiamati speciali. Ecco. Non è che forse culturalmente dobbiamo iniziare anche a fare prevenzione con i futuri ragazzi, iniziando da bambino a far capire loro l'importanza invece di queste menomazioni che delle volte avvengono quando nasce o poi da incidenti stradali. Pensi, Don Maurizio, che io nel direttivo ho un uomo che è senza gambe, senza mani, senza naso, senza milza, purtroppo come Bebe Vio ha avuto questa malattia e quando si incontra che agli orti sociali o anche oltre il banco solidale o anche un orto sociale molto grande dove vengono queste persone, una bambina l'ha guardato e gli ha detto, ma non con ribrezzo, ma come mai tu sei senza dita e io ne ho così tante? E lui gli ha risposto, guarda che sei tu che ne hai troppe, non sono io che ne ho meno. E lei gli ha detto, ma io potrei dartene una? Capisce che forse questo bambino così piccolo riesce ad arrivare molto più in là di quello che pensiamo e non ha orrore di questo arto che non c'è, anzi lo tocca, lo accarezza. Cos'è questo pelo, questa unghia che esce, ma come la mia è diversa? Ecco, forse dobbiamo iniziare da questo, anche all'interno delle scuole. Io lo dico anche a Fra Lorenzo, iniziare a parlare. Io non posso entrare in un liceo, chiedere cosa sono i CEUD e i ragazzi non lo sanno. Ma neppure i professori lo sapevano, lo dico, l'ho detto tante volte davanti alle telecamere. E stavamo parlando di ragazzi di una certa età, dei 16-17 anni. Capire, non ci siamo proprio, perché?
perché queste persone sono all'angolo, non le devo far vedere. Abbiamo ancora famiglie che non mi permettono di riprendere i loro figli che li porto in gita o a lavorare felici e contenti negli orti, perché possono essere strumentalizzati. Ma se si stanno divertendo, ma allora tuo figlio normale lo posso riprendere e questo non lo posso riprendere, allora sei tu che fai discriminazioni. Fra Lorenzo cosa dice? La famiglia. Allora, quello che mi viene da dire è questo. Abbiamo avuto un nostro confratello, frate Cappuccino, che è stato vescovo di Padova, Monsignor Bordignon. Dopo la guerra si è accorto che nella diocesi di Padova c'erano vari portatori di handicap, come dicevano una volta, di tutte le età, erano ghettizzati, erano messi al bando nelle varie aziende agricole, nelle varie case. Lui ha avuto la genialata, ma veramente genialata, lo Spirito Santo l'ha illuminato e ha creato l'attuale OPSA, questa opera di pia caritativa, di raggrupparli per farli stare insieme, per farli crescere, per far fare qualche cosa di grande. E siamo dopo la seconda guerra. Questo allora, adesso siamo, quando si parlava ancora da piccoli, arriveremo al 2000, ci saranno le macchine che volano, ci saranno tutte queste cose. Noi siamo nel 2025, ma il passo avanti, grandioso ancora, ma siamo ancora indietro, è riguardo quello che riguarda lo sport, la musica. Il passo ulteriore sarebbe quello di far sì che tutti potessero vedere e contribuire perché possano avere meno difficoltà. Primo, camminare lungo una strada, via le barriere architettoniche. Mi ricordo che negli anni, cosa è stato, 13 anni fa, ero nel convento di Portogruaro e lì c'è stato un liceo che aveva demandato i vari ragazzi a cercare notizie e ognuno aveva il campo dell'arte, della musica, del sacro, e sono arrivate queste 3-4 ragazze in convento. Allora, parlando con loro di questi ragazzi con meno fortuna, che sono più fortunati perché vedono il mondo in un'altra maniera e ce lo arricchiscono anche a noi, dicevo: ma ragazze, ma voi non avete mai fatto una scappata fino a Torino a vedere il Cotolengo? O a Padova a vedere l'Opsa? O a vedere, c'era anche attorno a Portogruaro qualche realtà, o verso Pordenone, mi scappa il nome di questa creazione di questo don della diocesi di Milano, famiglia nuova, casa nuova, non mi ricordo più la dicitura, e ho raccontato un po' cosa c'è all'interno. Beh, ho visto queste ragazze sbiancare, diventare bianche come il latte. Dico: ragazze, a parte la vostra bellezza, ma c'è un'altra bellezza che è nascosta, ma anche questo fa parte di questo iter per crescere voi, per far crescere anche gli altri. Ecco, allora, se ognuno si mettesse in paraocchi come una volta mettevano i cavalli ai muli, è finita, basta. Ma se effettivamente buttassimo via tutte queste paralumi che sono difese, che non hanno nessun senso, beh, io penso che il mondo può e deve cambiare, questo sì. Grazie, veramente grazie per queste parole, Fra Lorenzo. Andiamo a vedere adesso invece questi patennatori Passuello, sempre del presidente Gianni Giugni e di sua figlia, per capire l'importanza di guardare e di vedere questi ragazzi bravi. No, bravi ragazzi, non è la stessa cosa, ragazzi bravi.
Seudi, allora come commenti questi video bellissimi che ci hai portato per far capire che abbiamo anche questi ragazzi, non solo quelli delle zone rosse, no, ci sono anche questi, io ve li faccio vedere. E cosa chiederesti fra Lorenzo, hai Don Maurizio, addirittura collegato con noi da una delle più importanti università cattoliche a Roma, del Vaticano, cosa vorresti chiedere? Tu che parli con questi giovani, che vivi le situazioni dello sport, come si parlava, l'importanza del movimento. Prego. Allora, lo sport sicuramente è, diciamo, il movimento, come appunto stavamo dicendo, è importantissimo. Gli atleti vengono ogni giorno in pista, si allenano, però anche la cosa positiva del mettersi in discussione, di prepararsi, allenarsi e poi avere un piccolo confronto, no? Quindi con gli avversari, con una giuria, ti permette anche di conoscere altre persone che poi sarebbero all'inizio i tuoi avversari, ma poi si crea tutto un mondo bellissimo in cui veramente l'antagonismo non c'è, cioè proprio fuori dalla pista non c'è, bisogna appunto portare più atleti possibili secondo me a fare sport, proprio perché ti dà dei valori che nella vita sono importantissimi, quindi anche quello di collaborare, di impegnarsi in qualcosa, di crederci. E purtroppo quello che sto vedendo sempre più spesso è quello il discorso di dover fare un po' di fatica. Fare fatica oggi, che è tutto facile, è tutta alla portata di mano, è una cosa che molto spesso è un limite. E quindi bisogna sempre incentivare questi ragazzi, ma proprio fin da piccoli, a provarci, ma qualsiasi cosa che sia, un qualsiasi sport è importante, è bello, perché ti dà anche questi ragazzi, tutti studiano, no? Quindi loro vengono a farsi le loro ore di allenamento, ma sanno che devono organizzarsi con la scuola, perché anche per noi la scuola è importantissima. Cerchiamo proprio di fare gli orari in modo tale che tutti riescano a studiare le loro ore il pomeriggio. Però ti dà un metodo, ti dà la capacità di non poter rimandare a domani quello che puoi fare oggi, cioè lo devi fare oggi perché sennò domani non c'è più tempo. Quindi ti dà molta organizzazione lo sport. Bisogna incentivare ancora di più lo sport. Portare ecco, questi questo atleti, è l'appello che fa Seudi. Io chiederei alla regia di rintracciare Livio, perché non sono riuscita a farlo passare, mi dispiace Livio, ma come vedi ho tantissimi ospiti e voi dovete ascoltare perché non è facile avere questi ospiti in diretta in trasmissione. Invece lei, Presidente Giuin, cosa chiederebbe sia a Don Maurizio che a Fra Lorenzo? Sono personalità importanti che possono aiutare questa burocrazia che ci sta uccidendo, ecco, questi costi che le famiglie non possono veramente certe volte pagare. Io un banco solidale addirittura devo portare a casa la spesa perché non ho neppure i soldi per prendere l'autobus, no, perché diciamocela tutta come sta girando e la povertà che aumenta, ma nessuno ne parla, va tutto bene, madama, la marchesa dicono loro, io dico di no. Prego Presidente. Ma io vorrei fare un appello solamente a questi grandi personaggi che lei è qui oggi, perché entrino nelle scuole, entrino a parlare con i genitori, oltre che con i ragazzi, e fargli capire queste cose, che non è il telefonino, non è la PlayStation, è l'aggregazione esterna, lasciare andare, come diceva lei prima, dottoressa, sti ragazzi a vivere la loro esperienza, a cadere, a rialzarsi, andare avanti e sapere che c'è una vita davanti e che devono dare una mano anche loro, che devono capire che come a loro è stata data una mano, loro a loro volta, se sono persone intelligenti e sono supportati dalle famiglie, daranno una mano e faranno del bene. Questo sentiamo anche come risponde, come commenta Don Maurizio Gronchi. Cosa dice Don Maurizio a questo genitore, a questo presidente che sta cercando anche lui di dare un contributo per migliorare la comunità? E questo è l'obiettivo. Prego. Grazie dottoressa Mirella, grazie al Presidente per questa testimonianza e il coraggio di dare spazio nella televisione a queste realtà, perché la marginalità è il rischio che questa società sempre di più corre. Complimenti perché state mettendo davvero in evidenza le qualità
Ricordiamoci per esempio a proposito dello sport, no? Un personaggio come Alex Zanardi, che grande testimonianza ha dato proprio di quella che oggi si chiama resilienza, no? Capacità di reagire alle difficoltà, di continuare a lottare, e questo è un esempio per tutti. Proprio troviamo insieme la forza di comunicare con le famiglie, perché molto spesso alla radice dei problemi di esclusione c'è la sofferenza dei genitori che non sanno a chi rivolgersi, bussano a tutte le porte delle istituzioni civili, delle imprese, e si trovano sempre di fronte a un ma si vedrà, però è difficile, il mercato di lavoro è uno spazio possibile per le persone più deboli, altrimenti la nostra diventa una società sempre più egoista che pensa soltanto a costruire e vendere armi. Don Maurizio, non sarebbe anche il caso di rivedere i carceri minorili? Io collaboro con questi ragazzi e sa, guardi, mi vengono ancora i brividi. Le racconto cosa mi ha detto un ragazzo. Per carità, l'avrà combinata anche grossa, non dico di no, ma tutti dobbiamo dare la possibilità a questi ragazzi di riprendere in mano la vita. Mi ha detto: sai Mirella, con le braccia al collo, io non chiedo mai niente, né cosa hanno fatto, io li lascio liberi di fare quello che vogliono fare in quel momento. Non so chi sono. Questo mi ha molto colpito, tanto è vero che poi ho chiamato anche la giudice per dire: non può funzionare così, questo ragazzo non lo deve dire a me. Non so chi sono, e piangeva a dirotto Don Maurizio. Ma chi ascolta questi ragazzi? I carceri non servono questi carceri a questi minori, bisogna farli lavorare, fargli fare sport, devono stancarsi. O sbaglio, Don Maurizio? Ma io non posso cambiare le carte in tavola, voi sì. Certo, ma prima di tutto è cura dei giudici, dei tribunali dei minori, di non far avere condanne che portino questi ragazzi a passare dal carcere minorile al carcere degli adulti, perché lì si diventa delinquenti. Un giovane nel carcere minorile ha sbagliato, ha dietro alle spalle una famiglia che non c'è, però ha la vita davanti, e con la cura non soltanto degli assistenti sociali, degli assistenti spirituali, di una rete che rimette in circolo questi ragazzi, perché si può sbagliare. Abbiamo visto anche in questi giorni alcuni ragazzi che malmenano un ragazzo disabile, cioè, con le immagini, lo filmano. Cioè, ecco, questo ci fa pensare il bisogno che c'è di stare intorno, vicino a questi ragazzi, per dargli possibilità di riprendersi, perché la vita non è finita, non può finire in un carcere dove si diventa peggiori. Allora, Don Maurizio, lei mi deve dare una mano, perché purtroppo questo progetto non è andato in porto. Io ho avuto una ragazza terribile, ma terribile veramente, le faceva di tutti i colori, a scuola, a casa, non si riusciva a riprendere questa ragazza. Un certo momento il fratello parte per l'Africa e io dico al fratello: adesso te la porti via con te 2 o 3 mesi, perché qui non la possiamo più tenere, non ce la facciamo. Beh, Don Maurizio, le racconto brevemente, è diventata la più brava e buona ragazza del mondo, perché ha toccato con mano la disabilità, la miseria, non la povertà, che è un'altra cosa. Non aver niente, non poter andare in nessun posto perché non c'era niente dove è andato questo fratello, tanto è vero che a Natale ho fatto fare la Madonna con Gesù bambino nero in braccio. Certo. Ho portato questo progetto perché volevo che questi ragazzi, naturalmente accompagnati da associazioni che li abbiamo, anche voi le avete nel mondo, di portare questi ragazzi terribili, più terribili, a visitare questi posti, a fargli fare dei percorsi. Sa che non ce l'ho fatta. Mi hanno messo davanti il mondo. Pensi che avevo trovato addirittura lo sponsor, addirittura, pur di far capire che mi hanno detto che è impossibile. Don Maurizio, secondo lei è proprio impossibile fare questo? No, io penso che chi è apparentemente il più cattivo è colui che ha bisogno di più amore.
e con la sua cattiveria e i suoi errori sta chiedendo aiuto, sta gridando, sembra che questo lo renda assolutamente escluso e in realtà ha bisogno, chi è più debole, e questa è una grande debolezza, ha bisogno di più amore, di più cura. Noi dobbiamo partire da questi sono gli ultimi, quelli che fanno un male di cui non sono consapevoli, quelli che fanno un male che viene dal fatto che non hanno ancora conosciuto il bene, e sta a noi offrirgli questa possibilità, mai perdere la speranza. Papa Francesco ce l'ha ricordato e Papa Leone sta insistendo. Continuiamo a sperare e a dare fiducia, perché chi ha più difficoltà ha bisogno di più amore. Grazie veramente Don Maurizio per quello che ha detto. Sentiamo la nostra Sandra da Padova. Ciao Sandra. Ciao Mirella, e devo dire che hai degli ospiti stupendi. Io posso fare una testimonianza. Io sono di Padova, nata vicino al Duomo, alla cattedrale, e mi ricordo di Monsignor Bortignon. Era bellissimo, andava lui passeggiava i giovani, era molto attaccato ai giovani, addirittura c'era un ragazzo che adesso so che è andato a Milano con la famiglia e che è un po' più vecchio di me, dunque parliamo di una generazione un po' diversamente giovane, e io mi ricordo che si chiamava di cognome Bordignon e lui si faceva passare per il nipote del vescovo, perché era come un pregio. Allora, questo voglio dire, i frati, i preti, io vado sempre a San Leopoldo perché sono molto affezionata, mio papà mi portava, mia mamma stava vicino, e io ho ancora una foto digitale che ce l'ho nel portadocumenti perché non voglio assolutamente perderla, di San Leopoldo, dei Cappuccini di Padova. Poi un'altra cosa volevo dire alla ragazza, bellissimi quei servizi. Io pattinavo su una strada che era un quartiere, Città Giardino, di lusso con ville, dunque sto vialone di cemento, e avevamo i pattini con le rotelle di legno, Mirella, mica i pattini di adesso. Consumavamo le rotelle, specialmente da una parte, perché facevamo le curve. Mi sono, sbucciata 8.000 volte le ginocchia, però eravamo il pomeriggio tutte lì, poi non ti dico d'estate, quando era ormai una regola. Allora, è vero, una volta c'era la strada, non c'erano queste macchine che ci sono adesso, i pericoli, l'incuria a livello, io ho visto che è scritto avanti Sandra, se no non e ce la passano faccio. tutti, e passano le macchine, passano le biciclette, ecco, però Mirella, la strada, anche se non avevamo niente, insegnava. Crescevi nella strada, crescevi nella strada. Sì. Grazie cara Sandra, Arrivederci, grazie Sandra, devo correre purtroppo che sono anche in chiusura, e lo dico sia a Fra Lorenzo che a Don Maurizio, l'importanza di ascoltare, le persone hanno voglia di parlare, sentite che chiamano, hanno voglia di parlare, di essere ascoltati, di dire quello che pensano, non si parla più. Pensate che ho avuto una persona, anzi ne ho avuto tante, ma una in particolare che mi ha detto: Mirella, non riesco più a parlare perché nessuno viene più a trovarmi, non riesco più a pronunciare parola, faceva fatica a parlare. Capite perché queste diversamente giovani hanno sempre le porte aperte, chiunque suona il campanello loro aprono. Io non so più come fare a dire state attenti, perché hanno bisogno di socializzare, però come diceva giustamente il presidente Zuin, siamo in tanti ma siamo divisi, abbiamo il re, la regina, i principini delle associazioni, basta, dobbiamo fare squadra, stare assieme, capire chi fa cosa e come può aiutare, non possiamo fare tutti la stessa cosa. Io penso che ad esempio la Croce Rossa, e qua volevo un parere anche di Don Maurizio e di Fra Lorenzo, dovrebbe fare formazione, non dovrebbe distribuire i beni alimentari e fare collette, anche se era anche il suo ruolo, perché il mondo si è allargato, abbiamo già i banchi alimentari, abbiamo bisogno di formazioni di questi giovani. Ecco, dobbiamo capire chi siamo e cosa facciamo. Cosa dice Don Maurizio?
Io dico che questo è fondamentale, un'opera del genere la fanno le misericordie, la misericordia, la formazione dei giovani, perché altrimenti queste diventano, come la Croce Rossa o la Misericordia, diventano aziende di business, degli ammalati, dei defunti, non possono essere soltanto questo. I giovani oggi, se sono messi nelle condizioni di servire, di aiutare gli altri, trovano lì una soddisfazione che non trovano altrimenti. È inutile, non si può andare soltanto avanti a pericena, aperitivi, dalle 6 a mezzanotte, a spritz, eccetera. Mettersi a servizio degli altri rende felici e i giovani hanno bisogno di questo. Croce Rossa, associazioni di volontariato debbono offrire questa opportunità. C'è uno spazio nel quale si diventa migliori, perché si gioisce nel far gioire gli altri. Sentiamo anche Fra Lorenzo. Fra Lorenzo cosa dice? Ma quello che dico è semplicemente ricalco un po' quello che è stato detto, cioè è bella cosa che anche la Croce Rossa possa fare, fa già tante belle cose, però c'è il banco alimentare, ci sono tante realtà di distribuzione di alimenti. Mi fa venire in mente ciò che diceva un certo Monsignor Ratzinger, prima essere ancora cardinale e Papa Benedetto XVI, in cui diceva che la Chiesa, se non sta attenta, diventerà una dispensatrice di beni, invece deve stare dispensatrice di beni spirituali. Allora, se domenica, l'altro giorno, il Santo Padre, Papa Leone, ha portato agli onori degli altari un certo Frassati, un certo Acutis, ma di speciale cos'è che hanno fatto se non sapere nutrirsi lo spirito per poter questo spirito del giovane distribuirlo agli altri, contagiare gli altri. Allora la Chiesa, è vero, deve ritornare a capire che non è solo dispensatrice, come anch'io adesso fra qualche attimo devo scappare nella mensa dei poveri qua a Trieste, che ce ne sono pochetti adesso, sono 70-80, arriveranno forse di più avanti, però ci sono tante organizzazioni che a un certo punto devono, la famosa, fare rete, mettersi insieme, ma per poter davvero dare molto di più, come nella musica, nello sport, nell'arte, altrimenti rimaniamo, è vero, isole solitarie, non isole felici, isole dei famosi, no, isole dei poveracci diventiamo, se no. Questo è il problema. Dobbiamo metterci insieme e trovare anche la bellezza, se non ci fosse stato questo benedetto Gesù Cristo, ma anche nel mondo dell'arte, della spiritualità, della musica, dello sport, che cosa avremmo avuto? Saremmo ancora qui menire come qualche cavernicoli a tirarsi dietro, a correre sulle spalle col menire, con qualche sassolino, o che cos'è che ci ha dato in più il nostro Signore Gesù Cristo? Ecco, questo dobbiamo riscoprire anche noi, specialmente della Chiesa. Questo. Grazie Fra Lorenzo, sentiamo Mirella veloce, Mirella da Riese, poi chiudiamo. Ciao Mirella, faccio veloce, sì. Buongiorno ai suoi ospiti. Allora, io ho 74 anni. Comunque, quando avevo 10 anni, mia madre mi ha portato da un professore a Venezia, perché ero balbuziente. E quegli anni ce n'erano tanti balbuzienti, non ero solo io. Però il professore ha detto a mia mamma, guarda, tua figlia portala a cantare, che cantando vedrà che migliorerà, starà meglio. E difatti sono sempre andata a cantare al coro, e anche ai vicini di casa andavo a cantare sulle famiglie anziane. Ecco, e in pochi anni mi è passato tutto. Hai capito? Mi vergognavo tanto perché non sapevo parlare bene, ma mi vergognavo molto, però sono guarita. Ecco. Cara Mirella, che bella testimonianza. Avete capito cosa bisogna fare? Ecco, io con tutto il rispetto che posso avere psicologi, perché adesso è regno cooperative psicologi, adesso si sente, non c'è altro in giro. Ecco, prima c'erano le fondazioni, prima c'erano i negozi, adesso è il momento delle cooperative. Vorrei capire, ecco, chi sono le cooperative, cosa fanno, perché veramente comincio anche a stancarmi di vedere un mondo che va da un'altra parte. Allora,
Cosa ci dici? Come vuoi salutarci, Zeudi? Ecco, questa mattina cosa ti è sembrato? Ma abbiamo parlato di temi importantissimi, veramente i veri problemi, quindi dalla disabilità all'alimentazione, che anche nello sport è importantissimo, e soprattutto a portare questi atleti a fare sport, perché stanno fuori dalle strade, fanno associazionismo, stanno tutti insieme, e quindi anche per parlare della piccola delinquenza che c'è in giro. Noi sappiamo benissimo che a volte abbiamo salvato delle persone, degli atleti, che poi col senno di poi ci hanno detto per fortuna che sono venuta a pattinare, perché se non fossi venuta a pattinare probabilmente avrei preso una strada, e chi lo sa. Quindi sport, incentiviamolo tantissimo, che è una palestra di vita, come dico sempre, e anche le persone diversamente agili devono avere la loro possibilità, e sempre più società devono aprirsi, perché anche lì, e sarò breve, bisogna avere anche gli insegnanti, gli allenatori formati per questi bambini, queste persone, perché per esempio a noi capita che ne abbiamo e siamo felicissimi, ma capita che ci debba essere un allenatore solo per loro, perché abbiamo bisogno di quell'attenzione in più, però allo stesso tempo fanno parte dello stesso gruppo, quindi fanno gli esercizi insieme a tutti gli altri, quindi anche loro non si sentono assolutamente diversi. Però è difficile. Devono essere accompagnati da persone proposte. Sì. Ecco, quello che veramente le attività motorie dovrebbero farla dall'asilo, con le persone qualificate che le abbiamo, perché la maestra non può fare attività motoria, non è il suo ruolo, e benedette le maestre che ci sono, perché ce ne sono veramente di meravigliose. Bravissima. Presidente, come ci saluta? Valori, perché alla fine andiamo sia da Fra Lorenzo che da Don Maurizio, i valori alla fine. No, il saluto migliore secondo me è quello di pensare che lo sport, musica, qualsiasi sport deve essere inclusione, deve essere coesione, deve essere aprirsi al mondo, in modo che tutti possano venire senza nessun obbligo, tutti se ne possono andare, ma soprattutto si può dare tanto e poter aver tanto, perché non è solamente quello che tu dai, è quello che ricevi da loro. L'ha detto lei prima, la medaglia d'oro per vedere questo ragazzo. Questa è la cosa che ti fa, come dire, ti fa superare certe difficoltà che hai nelle società. Abbiamo visto quel messaggio che è passato, quella di Passuello, eccetera, dove abbiamo bisogno anche delle persone che ti diano una mano, perché altrimenti diventa tutto difficile. Sentiamo come ci saluta Don Maurizio Gronchi, teologo all'Università Pontificia Urbaniana di Roma. Prego Don Maurizio, come ci saluta? Intanto ringraziandovi di cuore per questa sensibilità, per questo ampio spazio dato a queste tematiche, lo sport, la musica, il lavoro per esempio nell'agricoltura biologico-sociale, i laboratori, l'arte terapia, la musicoterapia, sono spazi di inclusione e di creatività. Oggi le imprese possono veramente beneficiare del contributo di queste persone speciali, non le chiamiamo più disabili, chiamiamole persone speciali, con capacità di dare e di ricevere molto. La nostra società ha bisogno di questi spazi, e complimenti e grazie alla vostra trasmissione, a lei dottoressa Mirella, al Presidente, alla figlia, a tutti coloro che si impegnano in questo settore. Anche a Fra Lorenzo, salutiamo anche Fra Lorenzo, Don Maurizio. E Fra Lorenzo, chiaro, perché adesso va a servire i poveri. Esatto. I poveri sono i nostri signori, i nostri padroni, diceva San Vincenzo de Paoli. Grazie veramente, grazie Don Maurizio di essere stato con noi, per le parole che ha detto, e spero che questo aiuto arrivi per aiutare queste persone che sono all'angolo e da soli non potranno mai difendersi, non ce la faranno mai, perciò noi dobbiamo fare questo, squadra tutti assieme per aiutare questi ragazzi speciali, queste persone speciali. Fra Lorenzo, un saluto veloce, poi ci lasciamo. Un bel pace e bene, un bel saluto francescano. Noi tutti siamo una famiglia, come l'esempio tipico della mano. Ogni dito è diverso dall'altro, ma tutti facciamo la stretta della mano, e la mano stretta è finché abbiamo la mano pensile, possiamo prendere da una penna a prendere qualsiasi cosa in mano, in braccio. Dobbiamo prendere la vita in braccio e saperla valorizzare in tutti i suoi momenti, dall'inizio alla fine.
Pace Grazie a Fra Lorenzo Zampiva, Fra Cappuccini di Trieste, veramente grazie, è stato con noi, buona mensa, mi raccomando, chilometro zero, mangiare sano, ma dicono che dai frati si mangia benissimo, verremo a mangiare da lei una volta, Fra Lorenzo, così Confermo. assaggeremo la Primo, sua secondo mensa. contorno, il dolce e la pizzetta, visto che ci portano anche quelle. Grazie veramente, grazie veramente a Zeudi di essere stata con Grazie noi, mille a veramente voi, Zeudi Zuin, grazie a al lei, suo papà, dottoressa. il presidente Gianni Zuin, La ringrazio. grazie, pubblicità. Saluto Giorgia Bonotto, fondatrice Donne Imprenditrici, ci sarà anche un evento molto importante che adesso spiegherà. Ecco, non è che possiamo far vedere tutto perché siamo anche una televisione privata. Buongiorno Mirella. Non pubblica, perciò sentiremo dalla voce di Giorgia quello che succederà, perché si è messa in gioco, cosa sta succedendo alle donne imprenditrici, ce ne sono tantissime, tutte veramente che ci mettono la faccia per cercare di migliorare la qualità della vita della comunità. Saluto anche Ludovica Tabaro, coordinatrice concorso ecologica, grazie anche a lei Ludovica di essere qui con noi. Allora partiamo proprio da Giorgia Bonotto, prego Giorgia. Buongiorno Mirella, allora noi noi ci siamo sentite qualche anno fa e il progetto Donne Imprenditrici si è evoluto, ora siamo una start-up innovativa, abbiamo partecipato a un bando del PNRR e abbiamo creato questa grande piattaforma dedicata a tutte le donne con partita IVA italiane. E quindi faremo il primo evento si svolgerà a Treviso perché noi siamo nate in Veneto, al Hotel Maggior Consiglio di Treviso e il nome è tutto un dire perché si chiama Fattore 3D, Donna, Direzione e Denaro, appunto al 21 settembre. Quindi noi vogliamo invitare tutte le donne, soprattutto venete ma anche dalle altre regioni, a partecipare a questo evento perché in questo portale noi abbiamo deciso di parlare di business e parlare della parte emozionale, della parte comunque sensibile della donna. La donna ha tanti ruoli ed è giusto che venga parlato della donna in un senso diciamo completo. E questo evento si dedicherà appunto al business e alla parte interiore di sé, come gestire la famiglia, come gestire il lavoro. Insomma siamo molto molto felici perché abbiamo un ospite di eccezione, la dottoressa Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, che darà proprio un contributo sotto questo aspetto, perché la parte diciamo più intima della donna spetterà a lei quel giorno, però noi, come ripeto, non dividiamo la parte di autostima da quella del business, di essere indipendente, perché oggi le donne devono assolutamente raggiungere questa indipendenza economica. Allora, Giorgia Bonotto, e lo dico anche a Ludovica Tabaro, io però sono molto amareggiata, avvilita per quelle donne che dovrebbero mettersi veramente ad imboccarsi le maniche e aiutare il mondo della fragilità e soprattutto dei diversamente agili. Io ieri ho avuto Chiara Ircetti, un'autrice, sta scrivendo un libro bellissimo, che soffre di epilessia in maniera anche molto importante. E lei ha detto una cosa gravissima: non ci ascoltano, ci trovano un posto di lavoro ma poi rimaniamo là e non facciamo carriera, non riusciamo a salire la scala, eppure ce l'abbiamo messa tutta per arrivare a quel diploma, per arrivare a quel posto di lavoro, però poi non ci lasciano crescere. Ecco, cosa ne pensate? Forse anche il mondo dell'imprenditoria femminile dovrebbe volgere lo sguardo anche a queste donne, a queste persone che veramente, Chiara ha quasi 50 anni, ha detto: quando farò io carriera, se continuano a lasciarmi là, non riesco a crescere, ho provato in tutte le maniere, ho scritto anche a Luca Zaia,
nessuno risponde, mi rispondono poco, però non riesco a salire. Cosa bisogna fare per salire la scala? Chi bisogna essere? Bisogna appartenere a famiglie rinomate, importanti? Cosa bisogna fare per far capire che c'è anche questo mondo di donne, di persone che va aiutato? Sentiamo Giorgia Bonotto e poi andiamo da Ludovica Tabaro. Allora, assolutamente mi trovi d'accordo, Mirella, e diciamo che nel caso di questa donna che ha anche una disabilità è fondamentale che lo Stato intervenga, perché è giusto così, e in questo caso siamo sempre lì, no? Si parla tanto di empowerment femminile, però poi bisogna andare nel concreto, e aiutare una donna come questa è andare nel concreto, non riempirsi di belle parole e poi non fare nulla. Nel caso di donne imprenditrici, per esempio, io potrei dire a questa grande donna e coraggiosa di provare ad aprirsi una partita IVA e di abbattere questo diciamo sistema che dovrebbe aiutare ma non aiuta, e sarà sicuramente aiutata da altre donne. Noi siamo aperte ad aiutare donne che hanno qualcosa da dire, e sicuramente una persona con disabilità che ha anche più problematiche di una persona insomma abile ha molto da dire, perché ha una sensibilità in più. Quindi io dico a questa donna di avere sicuramente coraggio, di insistere, ma anche di pensare di poter fare un business per conto suo. Sentiamo anche come commenta Ludovica Tabaro, coordinatrice concorso ecologica. Spieghiamo anche cos'è questo concorso. Prego Ludovica. Sì, buongiorno a tutti, io sono Ludovica appunto e mi occupo del coordinamento del concorso ecologica, un concorso di ecologia integrale, prevede la partecipazione delle scuole, degli istituti secondari di secondo grado e gli istituti tecnici, quindi gli ITS, a partecipare a questo concorso che prevede la realizzazione di un progetto che si rispecchia in una specifica area del concorso, che variano, possono essere l'edilizia, può essere la crisi climatica, l'economia sociale, la food, il sistema alimentare, piuttosto che l'intelligenza artificiale. Quindi si chiede ai ragazzi di esprimere le proprie idee attraverso un progetto concreto, e quindi questo potrebbe anche collegarsi con quanto ha chiesto prima Mirella, e quindi come una donna può portare avanti un suo progetto, una sua idea, nonostante una disabilità e delle difficoltà anche che può incontrare. E quindi io rispondo dicendo che sia l'unione fa la forza, e quindi anche come diceva Giorgia, e con l'apertura delle partite IVA o l'imprenditoria femminile, questo potrebbe essere un modo per unirsi a altre donne e quindi raccontare la sua storia, avere delle altre persone che la supportano, e sicuramente il racconto e la condivisione, e se c'è una persona che crede in quello che fa, poi si può arrivare al termine, e sicuramente anche condividendo con delle altre persone quello che è il proprio obiettivo. Quindi questo un po' si collega con il concorso ecologica, anche perché si chiede ai ragazzi di unirsi in gruppo, quindi non solo da soli si può andare avanti, ma l'idea si può portare avanti insieme e concretizzarla in dei progetti che nascono anche dall'idea di più persone, ecco. Però bisogna cambiare il sistema. Io sono abbastanza mortificata del Parlamento europeo, dove ci sono tantissime donne. Io speravo molto di più da queste donne, ve lo dico sinceramente. Pensavo che riuscissero assieme, facendo squadra, a dare quelle risposte che la figura maschile non ha dato in tutti questi anni. Anzi, molta fatica per arrivi fin là, poi ti seguono, basta vedere i numeri anche in politica, le donne in politica e gli uomini in politica. Facciamo presto, voi vi state rimboccando le maniche,
però anche voi dopo avete bisogno di supporto, di portare avanti questi progetti importanti, di allargarvi. Giorgia Bonotto, come diceva Ludovica, forse bisogna fare squadra anche con una politica, però con una politica meritocratica, una politica che capisca veramente dove andare a parare per aiutare queste donne in carriera. Sì, la partita IVA, ma costa aprire la partita IVA, non è che tutto sia così semplice e facile. I bandi, delle volte non si capisce neppure come partecipare a questo bando, bandi veramente difficilissimi. Cosa ne pensa Giorgia di aiutare queste donne, come dico, che da sole per vari problemi non ce la fanno? Ecco, questo è un ruolo che dovete prendere anche voi in mano, spaziare, allargare. Prego. Allora sì, Mirella, sfonda una porta aperta, perché tutte le problematiche di cui stai parlando le ho vissute in prima persona. Mi sono ritrovata a fare un bando che è durato 2 anni e le informazioni non erano chiare, un bando lungo dove c'è un sacco comunque di cose che non riesce una persona normale, diciamo, a starci dietro. La burocrazia, non ne parliamo in Italia, c'è da snellire tutto, e io ho scelto di essere resiliente, ho scelto di non mollare, e questa cosa purtroppo che dici che non c'è a volte non c'è neanche questa comunione tra donne, no? Perché poi una donna arriva al potere e si dimentica che è stata una donna che ha faticato e che comunque deve sostenere le altre donne. Ecco perché in questo portale di donne imprenditrici noi la prima cosa che diciamo è: devi sostenere l'altra donna. Se te la tiri e se vuoi essere migliore di un'altra, statene pure a casa, stai fuori, perché questo è il nostro obiettivo, l'inclusività. Ce la stiamo mettendo tutta, siamo piccole, quindi non abbiamo grossi diciamo sostenitori importanti, ma sono convinta che avvicinandosi al nostro portale e vedendo che le cose stanno realmente così, perché poi bisogna essere concreti e bisogna mantenere quello che si dice, un po' alla volta ce la faremo come vogliamo. Quindi sono aperta a conoscere queste donne, perché avranno spazio in donne imprenditrici, assolutamente. Poi per quanto riguarda, diciamo, la politica dovrebbe sostenere quelle donne che non possono aprirsi la partita IVA perché è troppo esosa, quindi, che ne so, inventarsi qualcosa anche per le persone con disabilità, potrebbero avere una partita IVA però agevolata. Qui c'è tanto da lavorare, Mirella, ancora. Ma noi ci stiamo provando, il problema è che qualcuno ci deve ascoltare, adesso sembra che qualcosa cambi, vedremo se la politica premierà la meritocrazia, perché noi abbiamo un paese meraviglioso, noi abbiamo un Veneto che si chiamava il ricco nord-est, che è la locomotiva d'Italia, dove che trainava, ecco, con questi illuminati che abbiamo avuto, magari anche con la quinta elementare sono diventati i primi nel mondo. Poi la politica è andata neanche al funerale perché di qualcuno di molto grande, ma mi viene sempre in mente del vecchio, chissà perché, ma ce l'ho sempre nel cuore, questo uomo che pensava più ai propri operai. Io non ho mai visto gli operai piangere come li ho visti nella morte di questo uomo, perché aveva saputo creare la famiglia. Ecco, l'azienda era una famiglia. Ecco, quando aveva qualcosa in più lo distribuiva ai propri operai. Quanto è importante fare nell'azienda famiglia, Ludovica? È un tema molto, molto importante questo, perché il clima e l'ambiente di lavoro è una cosa fondamentale per essere sia contenti del proprio lavoro, sia aumentare la produttività, sia andare felici anche nel posto di lavoro e quindi essere appagati anche da quello che si fa. E quindi è tanto importante il rapporto che crea il datore di lavoro con i propri dipendenti, appunto perché si deve ricreare un'atmosfera serena e che
che vada a rispecchiare anche quelli che sono i principi e gli ideali dell'azienda, e quindi con tutte queste attenzioni sicuramente tutto poi risulta essere anche più facile e si affrontano insieme più cose che magari possono risultare molto complicate in caso contrario. E quindi sì, l'ambiente, ricreare una famiglia mantenendo certamente una distanza nei rapporti, però comunque nel rispetto e nella condivisione dei momenti, anche creare anche dei momenti dedicati al rapporto personale che fanno parte, perché è importante conoscersi, non solo entrare in un ambiente e fare il proprio, perché poi è dalla conoscenza che nascono anche dei nuovi stimoli, dei nuovi input, anche una banale pausa insieme, una banale giornata che non sembra una cosa scontata, ma sono delle attenzioni che stimolano e danno anche tanto alle persone. Adesso va anche molto il team building aziendale, quindi una forma per stare insieme facendo cose alternative. Quindi questo è sicuramente un modo su cui andare a sviluppare del potenziale di tutte le risorse umane che sono presenti all'interno dell'azienda, perché alla fine la persona è un patrimonio. Infatti i vecchi di una volta, questi illuminati, avevano l'azienda ma costruivano le case vicino all'azienda, pensavano all'importanza di dare questo alloggio a questi operai, erano degli illuminati, capivano l'importanza dell'operaio. Adesso io ho avuto ieri la presidente del SUNIA, queste persone che lavorano non trovano un posto dove andare ad abitare, nessuno si fida, a prezzi altissimi. Non è che anche qua l'imprenditoria femminile che ha forse quella sensibilità che forse quella maschile non ce l'ha, infatti siamo ridotti così, di capire che forse il know-how, quello che fa crescere l'azienda è proprio l'operaio che è stato messo all'ultimo posto. Noi continuiamo a pagare CEO che magari mandano i malora all'azienda invece di capire l'importanza dell'operaio. Giorgia Bonotto. Assolutamente sì, questa è una sensibilità che deve sentire la direzione. Per esempio noi nel nostro piccolo, in questo evento nazionale che stiamo facendo, ci siamo scontrati con delle realtà veramente sensibili all'argomento empowerment, ma soprattutto ci hanno raccontato la loro storia aziendale e di quali sono le relazioni che hanno con gli operai e di come li trattano in famiglia. Noi per esempio abbiamo questo sponsor che ci ha aiutato, lui è un colosso, è enorme, però mi sono trovata davanti delle persone di Treviso, questa azienda di Treviso, delle persone umili, e questo fa davvero la differenza. Ho trovato un ambiente sereno dove naturalmente si possono avere le problematiche come ci sono in tutte le aziende, però l'operaio si sente parte della famiglia. E questo è un esempio che noi dovremmo assolutamente portare. Purtroppo sta alla sensibilità della direzione, del SEO in questo caso, no? Però esiste e dobbiamo fare in modo di prendere esempio da queste realtà, grandi ma umili. Ludovica, cosa dici rispetto a quello che ha detto Giorgia Bonotto, proprio come donna, ecco, come vicina a queste persone che lavorano, che hanno diritto ad avere un'abitazione, una dignità di vita, il lavoro dalla vita, ma poi c'è anche qualcos'altro, c'è la famiglia, ci sono i figli. Ecco, com'è possibile nel 2025 trovarsi in queste condizioni? Io sono stata a Venezia, Ludovica, proprio 2 settimane fa, con i Diversamente Giovani, abbiamo fatto una mini crociera e ho visto delle cose incredibili che mi hanno fatto rabbrividire. Ho visto delle isole con delle strutture all'interno che potrebbero ospitare 200 persone, 300.
e non sono tutti stabili da abbandonare o da abbattere, anzi qualcuno lo stanno ristrutturando, ma perché diventi un grand hotel, una cosa di lusso. Dobbiamo forse cercare di capire cosa c'è nel territorio e come arrivarci, come investire. Ecco, abbiamo la possibilità, andiamo nella Luna, vuoi vedere che non riusciamo a fare i traghetti per arrivare alle isole magari abitate? Ecco, Ludovica, forse anche voi sì vino, ma parliamo di imprese, parliamo di lavoro, parliamo di società. Prego. Assolutamente, serve decisamente andare un po' a ritrovare anche quello che è il bello dello stare insieme, di condividere qualcosa, dei momenti. Ad esempio noi con il concorso ecologica riportiamo questo modo di pensare anche a scuola, perché non si è più in una lezione frontale, statica, ma si va a interagire in gruppi facendo delle cose che generalmente non si fanno a scuola, e quindi si realizzano dei progetti e si trovano anche degli stimoli nuovi anche per i ragazzi, che magari gli danno nuove idee per anche il futuro. E quindi l'attenzione di sia dare alla persona uno stimolo in più, ma anche il benessere della persona, fare attenzione a come sta, chiedere come stai, passare del tempo con le persone senza più limitarsi solamente a fare la cosa, perché questo poi alla lunga ci porterà veramente alla deriva, diciamo, di quello che è il bello dello stare insieme. Ad oggi si cerca sempre di andare oltre, di andare sempre di più, senza dare peso alle piccole cose, l'attenzione di quello che c'è anche nei dintorni. E quindi anche il fatto di avere un'abitazione vicino casa, avere un lavoro vicino casa, o avere comunque una realtà che si può creare, custodire nei rapporti, è molto importante per il benessere della persona, perché altrimenti diventa poco stimolante e demotivante anche per l'ambiente lavorativo. Ludovica, come vedi questi ragazzi che incontrati nelle scuole? Cosa vi dicono? Come li intrigate? Ecco, sentiamo che l'alcol li intriga abbastanza, io direi anche un po' troppo a volte, non sempre, ma a volte, ma forse anche il rispetto del loro corpo, il saper bere, ecco, sapere come comportarsi anche quando veramente ti viene voglia di superare il limite, ecco, l'importanza anche di far conoscere, l'importanza di quello che bevi. Prego, Ludovica. Sì, ad oggi c'è un po' un'esagerazione, una sregolatezza su diversi fronti, che può essere dall'uso dei social a livelli estremi, piuttosto che l'alcol, l'abuso anche dell'alcol, ma anche del fumo, e quindi di cose in eccesso. E quindi questo può essere anche una distrazione, un modo per fuggire momentaneamente da una situazione, perché ad esempio l'alcol ti permette di avere ti dà la sensazione di essere di fuggire da quello che è la situazione reale, così come navigare sui social network di fatto ti fa fingere di essere in un mondo in cui non sei. Adesso stiamo vedendo delle immagini, perché guardate questi ragazzi come sono attenti, come si stanno divertendo, perché dobbiamo vedere anche questi ragazzi, ecco, che poi devono anche saper comportarsi e rispettare il valore della vita, perché questi giocano ormai con la vita, la parola morte non gli fa più paura, io non so cosa sta succedendo. Guardate che belli sono proprio belli i nostri ragazzi. Prego. Sì, assolutamente. E quindi il fatto di fuggire, trovare dei modi per andare oltre a quella che era la realtà, è da lì che si deve partire. Quindi ritrovare il senso di stare insieme e passare dei momenti felici in condivisione, avere degli stimoli da persone vere, fisiche, non solamente adesso anche con l'intelligenza artificiale che diventa sempre più presente. E quindi questo limita anche molto nelle relazioni poi, perché è capitato di
di confrontarsi con dei ragazzi che dicevano anche che utilizzavano l'intelligenza artificiale per scrivere magari dei messaggi a dei compagni perché volevano essere sicuri su quello che scrivevano, e quindi questo veramente è un rischio anche per la verità che c'è nella relazione, perché la persona poi si va a presentare come qualcuno che è filtrato da qualche elemento. Quindi stare insieme, essere puri, essere in una realtà che permette alle persone di vivere il momento, che siano giovani, che siano adulti, perché comunque noi in questo concorso ecologica lo facciamo sì per le scuole, ma coinvolgiamo anche dei partner, quindi le aziende partner possono venire in presenza durante la giornata di premiazione conclusiva e sentire tutte le idee che nascono da questo concorso, e possono essere anche degli spunti per le persone stesse, i direttori d'azienda che vogliono poi andare ad implementare delle cose. Adesso vedo nelle immagini che scorrono anche i progetti che hanno presentato dei ragazzi, che sono anche dei prototipi, e alcuni di questi riguardavano anche l'area di Mestre, Venezia, nello specifico la tangenziale, ed era stato realizzato un progetto per Io la conosco questa, l'avevo avuta ospite diverse volte, questa signora qui che vediamo, Sì, Gabriella Comino, Gabriella. che lei fa parte del concorso ecologica. Ecco, questo è il progetto di cui parlo, con il riferimento all'autostrada di Mestre, dove i ragazzi hanno sviluppato questo prototipo per cui, grazie al recupero idrico dell'acqua piovana, si permette di creare energia, e quindi è stato poi sottoposto anche effettivamente ai responsabili della tangenziale di Mestre, quindi chissà che magari questo possa essere effettivamente uno sviluppo in futuro di qualcosa. Quindi grazie, veramente grazie Ludovica, devo chiudere perché ormai il tempo è tiranno, siamo alla fine. Sentiamo come ci saluta Giorgia Bonotto, auguri per questo evento, prego. Grazie mille Mirella, ti invito personalmente a questo evento, poi ci sentiamo. E io vi do appuntamento a Fattore 3D, Donna Direzione Denaro, e sarò con la mia compagna di viaggio Elena Borghi quel giorno. Ci sarà ospite la dottoressa Bruzzone. Potete andare nel sito donneimprenditrici.it e io vi aspetto a braccia aperte. E io saluto veramente Giorgia Bonotto, faremo anche un po' di pubblicità, spero, visto che Rete Veneta entra in Media Nord-Est su tutte le televisioni. Saluto anche Ludovica Tabaro, grazie Ludovica per entrare nelle scuole, ascoltare questi ragazzi che a mio avviso sono veramente dei creativi, basta ascoltarli, ne abbiamo tantissimi, però vanno ascoltati, non c'è niente da fare se non li ascoltiamo. Dedicare attenzione, esatto. Bravissima, bravissima. Grazie ai miei ospiti. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Treviso per un caso drammatico. Iniziamo proprio bene, l'autunno. Entriamo in casa di Manuela. Eccola qua. Ciao Manuela. Ciao cara. Ciao. Ciao Manu. Ferma. Tranquilla. No. Dai. Allora, cari telespettatori, è un caso drammatico, purtroppo. Manuela, voi la conoscete già, l'abbiamo già aiutata. Manuela ha avuto un ictus molto importante, è stata operata 2 volte e non ce la fa. Come va? Ciao, sto cercando di guarire. Stai cercando di guarire? Ce la stai mettendo tutta però? Sì, però ci vuole tanto tempo. Noi aspettiamo. Ma ce la farà. In 2 anni penso di tornare quasi normale. Brava, perché ci sono anche 2 ragazzi che hanno bisogno di te. È un giusto? percorso lungo, ma ce la farò. Certo che ce la farai.
Dentro di te c'è un'altra Manuela che sta cercando con tutte le sue forze di venirne fuori. Però è una fortuna che è una bravissima mamma e due bellissimi ragazzi. Ho due bravi ragazzi, sì, È che vero, mi sono Manuela. stati tanti vicini quando stavo male. Sì, sono stati tanto vicini quando stavi male, Sì. vero Emanuela? E questo è molto importante. Sì. Ascolta Emanuela, indipendentemente da questo momento brutto che stai passando, tu sai che la vita però è anche un'altra cosa. La vita è fatta anche di sorrisi, di speranza, è fatta di solidarietà. Secondo te, che l'hai provata, se non ci fosse questo mondo, come andrebbe? A rotoli. A rotoli. Bisogna darsi una mano quando le persone stanno male in tutti i sensi, bisogna essere uniti perché l'unione fa la forza, se no non si va avanti. Io devo anche ringraziare tanto gli infermieri che sono miei colleghi che mi hanno aiutato tanto in ospedale, la terapia intensiva e anche la medicina riabilitativa, sono stati bravissimi con me, se non ci fossero stati anche loro che mi hanno dato la forza di reagire, ma comunque bisogna sempre aiutarsi nelle difficoltà. Manuela è economicamente presa malissimo, però bisogna stare vicino a queste persone perché purtroppo la crisi ha attanagliato un po' tutto. Ma è difficile con due figli, non ce la fai perché costa tutto troppo. E poi i ragazzi hanno delle esigenze per lo studio, non puoi lasciarli da soli, devi portare avanti le loro prospettive, se no restano fermi, non crescono. Tutti insieme possiamo farcela perché Manuela superi questo delicato momento. Ecco Manuela, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Grazie. Noi sai che quando tu mi chiami noi ci siamo, abbiamo portato anche la spesa a Manuela, in maniera che così per questa settimana andiamo avanti. Cosa vuoi dire Manuela alla grande famiglia di Rete Veneta? Vi ringrazio tanto perché con questi soldini io purtroppo col discorso che mi hanno pignorato lo stipendio, oltre al problema di salute, ho un sacco di bollette arretrate e le devo pagare prima che arrivi il finimondo. Quindi è bene chiudere tutto così almeno posso dormire tranquilla e non avere altri pensieri oltre che quelli della salute, anche dei debiti. Bisogna avere, per guarire bisogna avere il cervello che è libero da problemi, se no non si va avanti.